Buongiorno, ben ritrovati. Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Buon sabato 21 gennaio a tutti. Anche oggi insieme abbiamo preparato tante notizie, ci sono diversi collegamenti con le nostre redazioni su aggiornamenti di cronaca, ma poi ci sarà spazio anche per discutere insieme ai nostri ospiti di vari temi, da quello economico a quello del turismo invernale, con la neve che finalmente è scesa abbondantemente anche sulle nostre cime. È arrivato il gelo anche qui in pianura e gli impianti stanno lavorando a pieno regime. Iniziamo però, come detto, con la cronaca. Andrà a processo il 37enne che il 23 giugno 2021 nel Trevigiano, a Moriago della Battaglia, uccise la barista Elisa Campeol mentre stava prendendo il sole lungo il greto del fiume Piave. Un efferato delitto che scosse tutta la Marca. 30 coltellate per massacrare Elisa e poi quell'orecchio tagliato e portato via come un feticcio. Una prima perizia ne ha attestato l'incapacità di intendere e volere, ma il GUP ha deciso che Fabrizio Biscaro deve andare a processo. Prima udienza il 3 aprile in Corte d'Assise, rinvio a giudizio come chiesto dal legale della famiglia della barista uccisa, sostenendo che al momento dei fatti, dall'acquisto del coltello al momento in cui si costituì ai carabinieri, il 37enne fosse perfettamente lucido. Era il 23 giugno 2021 quando la 35enne Elisa Campeol di Pieve di Soligo decise di trascorrere la mattinata nell'oasi naturale dell'Isola dei Morti sul greto del Piave a Moriago della Battaglia per prendere un po' di sole. Ma all'improvviso, dalla stradina di accesso al greto, dietro al suo lettino, arrivò Biscaro che con un coltello comperato in un supermercato della zona la sera precedente il delitto infierì barbaramente sulla barista. Si scoprì poi che era stato in cura presso il centro di salute mentale di Conegliano, ma che si era volontariamente sottratto a una cura a base di medicinali per curare il disturbo di personalità medio-grave di cui era affetto. L'orrore scosse tutta la Marca. Ora inizia un nuovo fronte giudiziario. La difesa potrà chiedere un'altra perizia per ribadire l'incapacità di intendere e volere e puntare alla non punibilità dell'uomo, attualmente rinchiuso nel REMS, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Arrivano i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Mattia Caruso, il giovane ucciso dalla fidanzata, colpito con una sola coltellata. Emergono particolari sull'autopsia eseguita sul corpo di Mattia Caruso, il trentenne colpito a morte dalla fidanzata Valentina Boscaro il 25 settembre. Un rapporto con alti e bassi, quello tra i due, culminato nella tragedia avvenuta in auto mentre tornavano da una serata tra Montegrotto e Torreglia. La morte sarebbe arrivata per una coltellata al cuore, un colpo solo, netto, sferrato con forza, che ha attraversato il torace ed è arrivato dritto al cuore. Il giovane sarebbe poi spirato dopo qualche minuto per un'emorragia provocata dal colpo, con il coltello che si è infilato per circa 5 centimetri nel petto del trentenne. Il prossimo passaggio sarà la chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero e quindi il processo probabilmente davanti alla Corte d'Assise. Valentina nel frattempo si trova sempre agli arresti domiciliari nella sua casa di Padova e il difensore Ferdinando Bonon sottolinea che la giovane non aveva intenzione di uccidere, al massimo di ferire il fidanzato e che quindi si potrebbe trattare di omicidio preterintenzionale. Nelle prossime settimane, dunque, si chiuderà la fase delle indagini. Ieri invece l'autopsia sul corpo dell'operaio 31enne morto alla Cava Mosole a Spresiano in provincia di Treviso. Molti traumi riscontrati sul corpo di Andrei, il giovane 31enne morto lo scorso lunedì nella Cava Mosole a Spresiano. Un incidente sul quale deve essere fatta ancora piena luce. Nessun testimone era presente al momento della tragedia. L'autopsia, eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha rilevato diverse lesioni causate dalla caduta della ghiaia sul corpo che avrebbero portato alla morte l'operaio. Il decesso potrebbe essere avvenuto per uno schiacciamento toracico, ma anche per soffocamento. Bisognerà attendere la ricostruzione di quanto accaduto e il risultato di tutti gli esami autoptici. Sul fronte della dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri. Il cantiere intanto rimane sotto sequestro. Presto potrebbe essere effettuato un accertamento tecnico per ricostruire quel drammatico incidente. Intanto sembra affievolirsi l'ipotesi che l'uomo sia rimasto agganciato in qualche maniera al nastro trasportatore macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Andrei potrebbe essere finito sopra
sopra un cumulo di ghiaia ed essere stato risucchiato senza poter più uscire. A trovare il corpo, i colleghi che avevano notato l'assenza del 31enne al termine del lavoro. Fra le domande che forse rimarranno senza risposta è perché Andrei si trovasse in quel punto. Lì, ci ha spiegato l'avvocato della famiglia Mosole, Piero Barolo, non doveva stare. Intanto, nel registro degli indagati sono stati iscritti 5 componenti della famiglia Mosole, un atto dovuto, come hanno spiegato gli inquirenti. Le immagini delle telecamere sono state decisive. La polizia locale di Venezia ha individuato l'autore di almeno 4 spaccate avvenute nelle ultime settimane a Mestre. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati decisivi e l'incubo delle spaccate potrebbe allontanarsi se non fermarsi del tutto, almeno per una parte della lunga serie di danneggiamenti e furti avvenuti nei negozi, nei bar e nei ristoranti di Venezia, Mestre e Marghera. La polizia locale ritiene di aver trovato l'autore. È stato infatti individuato, identificato, fotosegnalato e denunciato all'autorità giudiziaria uno straniero senza fissa dimora, sospettato di essere l'autore di almeno 4 episodi di furti con violenza, le cosiddette spaccate alle vetrine. Gli agenti, tempo fa, l'avevano identificato durante lo sgombero di un immobile occupato e ora l'hanno riconosciuto dalle immagini delle telecamere pubbliche e di quelle private delle vittime delle spaccate. Il mio ringraziamento va alla Polizia Locale e al Servizio Sicurezza Urbana che con 4 attività investigative supportate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare, individuare e segnalare all'autorità giudiziaria il sospetto autore dei furti nell'area centrale di Mestre. Il lavoro della Polizia Locale e di tutte le forze dell'ordine nel territorio comunale è capillare ed è finalizzato alla sicurezza e alla serenità dei nostri concittadini. I colpi sono 4 e riguardano lo sfondamento delle vetrine di 3 negozi e locali e dei finestrini di un'auto con successivi furti. Il primo episodio, in ordine di tempo, riguarda 2 furti avvenuti in un esercizio commerciale a distanza di pochi giorni, entrambi documentati da filmati di videosorveglianza interna. Dopo la denuncia di furto con scasso presentata dai proprietari al Servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Venezia, il nucleo scientifico ha analizzato i filmati che mostravano il sospettato mentre rubava materiale dai locali colpiti dopo aver infranto la vetrata con un tombino. Intanto, dopo l'offerta di un risarcimento da parte del sindaco di Venezia, i circa 40 commercianti colpiti dalle spaccate stanno pensando di riunirsi in associazione per dialogare con comune e forze dell'ordine. Una bella iniziativa, ma non basta. Questa in sostanza è la risposta dei commercianti e ristoratori di Venezia, Mestre e Marghera, all'offerta del sindaco Luigi Brugnaro di risarcire la metà dei danni subiti fino a un massimo di 2.000 euro dopo la raffica di spaccate che ha travolto la città nelle ultime settimane. Benissimo quello che dice il sindaco. Benissimo quello che dice il sindaco, ringraziamo per il suo interessamento, però bisogna cercare un attimino di dare una sicurezza maggiore ai cittadini, agli operatori economici. Questo storico imprenditore, attivo dal 1936, si è attrezzato con assicurazione, vigilanza privata, telecamere interne, vetrine antisfondamento che in effetti hanno resistito all'assalto dell'altra notte. La richiesta forte però, al di là dell'apprezzabile offerta del sindaco, che tutti condividono, è quella di liberarsi della criminalità di questo quartiere, dedita soprattutto a prostituzione e spaccio. Oltre a quello c'è anche la pericolosità, perché alla sera noi quando usciamo dalle nostre attività abbiamo paura, perché alcuni di noi sono stati scippati. Anche lei? Anch'io. Una quarantina gli esercizi commerciali colpiti con i tombini, che ora stanno pensando di riunirsi in associazione per avere un filo diretto con le istituzioni. Con l'occhio col presidente del quartiere e anche con le forze dell'ordine e le autorità preposte. Solo con illuminazione, controlli, presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con i cittadini, la sera si potrà tornare a chiudere i negozi e passeggiare per le strade senza paura. Restiamo nel veneziano, ma ci spostiamo a San Donà di Piave per un bimbo di appena 2 anni aggredito da un pitbull scappato al controllo del padrone, ferita anche la mamma che teneva in braccio il suo piccolo. Ci racconta tutto Filippo Fois. Buongiorno a te Filippo e buongiorno al tuo ospite.
Buongiorno Francesca, vi parliamo da San Donà di Piave, come hai giustamente annunciato. Sono in compagnia di Riccardo Vizzi, che è consulente legale dello studio 3A, che sta seguendo il caso. Innanzitutto le chiediamo come sta il piccolo. Il bambino ha quasi 3 anni, non li ha ancora compiuti. Il piccolo fortunatamente è turbato, ma fisicamente un po' zoppicante, ma tutto sommato bene, poteva andare per carità molto peggio rispetto a quello che è successo. Premetto anche che non esistono cattivi cani, ma cattive gestioni degli animali, e molte volte siamo noi esseri umani a sbagliare proprio nel gestire l'animale, perché tendiamo a personalizzare un animale che vive comunque di suoi istinti e che ha necessità sempre di avere comunque dei corsi di addestramento e comportamentali per stare in ambienti comunque pubblici. Noi ci troviamo più o meno nell'area in cui è avvenuto questa aggressione, non so se la chiamo così, forse un po' impropriamente. Che cosa è successo? Perché si tratta di un attacco che era imprevedibile per certi versi. Sì, è un attacco imprevedibile perché è arrivato alle spalle. Per quanto dichiarato dal padrone dell'animale, il cane le è sfuggito dalla sua conduzione a guinzaglio perché ha visto un gatto, ha dato una tirata e si è divincolato. Durante la rincorsa a questo gatto, non trovandolo più, purtroppo è andato sovraeccitato, è andato ad aggredire la prima cosa che ha visto in movimento, ovvero la mamma con questo frugoletto in braccio. Purtroppo la mamma, vedendoselo arrivare da dietro, l'unica cosa che ha potuto fare è cercare di girarsi, ma il cane ormai era saltato, azzannando alla gambetta il piccolo. Ecco, stiamo parlando di un cane di circa 40 kg, mi ha detto prima, per cui tutt'altro che facile poi da contrastare, anche perché a quel punto era intervenuto sia il padrone che il padre del bambino. Sì, è sopraggiunto il padrone dell'animale insieme al papà del piccolo, che era a circa 20 metri di distanza, hanno afferrato il cane cercando un attimino di vincolarlo. Poi ovviamente una problematica del morso del pitbull è che, avendo una mandibola a sblocco, hanno dovuto cercare di fare davvero molte manovre per riuscire poi a divincolarsi, e fortunatamente sono riusciti a fare il tutto creando danni minori, perché un problema che una persona inesperta delle volte può fare è quello di dare uno strattone, e in quel caso si sarebbe generato addirittura un distacco della parte azzannata. Ecco, il piccolo ha avuto diverse lesioni e anche punti di sutura. Sì, sono state dati 5 punti di sutura su una ferita lacerocontusa molto molto profonda, più varie abrasioni fatte dai secondi tentativi di morso dell'animale, ma fortunatamente, ripeto, zoppicherà per un po', ma resterà una cicatrice che poi vedremo come andrà a sanarsi, ma almeno non siamo andati a ledere una situazione di crescita e di struttura, quindi speriamo non ci siano zoppie in futuro, ma non dovrebbe così essere dal punto di vista neurologico. Ecco, i genitori hanno presentato denuncia, naturalmente contro il padrone e non contro il cane. Che cosa succede adesso? Allora, presentare una denuncia è comunque un atto dovuto quando si verificano situazioni di lesioni colpose, e adesso il cane verrà ovviamente segnalato all'ASL, che uscirà per andare a verificare l'animale, il suo equilibrio, il suo comportamento anche in situazioni di ambiente pubblico e di stress dell'animale. Verosimilmente potrebbe richiedere ai padroni di fare, cosa che mi auguro che venga sempre fatta da tutti, un corso comportamentale per l'animale, per il rapporto cane-padrone, e da lì poi le indagini dal punto di vista penale potrebbero portare a un'eventuale condanna per lesioni colpose a carico dei proprietari dell'animale, oltre che una parte civile con una richiesta risarcitoria per le lesioni che il piccolo e la mamma hanno subito, cosa che noi abbiamo già avanzato. Adesso siamo in attesa di sapere, cosa che già a voce è stata detta, se ci sia o meno la presenza di una polizza, e da lì cercheremo di prendere contatto subito con la compagnia assicurativa, sperando di definire il tutto in una fase stragiudiziale, quindi senza far cause civili, che sono solamente dilungaggini tecniche, per poter ovviamente sanare il sanabile. Dal penale invece quale potrebbe essere la condanna in un caso come questo, se venisse riconosciuta chiaramente la colpevolezza? Allora, fortunatamente sì, parliamo di lesioni colpose, quindi non ci sono condanne gravissime che il nostro codice prevede. Poi ci sono varie situazioni che un indagato, che poi diventerà imputato, può andare a richiedere, quindi un patteggiamento, un rito abbreviato. In questo caso potrebbero anche esserci presupposti per una messa alla prova, quindi commutare la pena ai lavori socialmente utili. Bisognerà poi vedere ovviamente intanto che cosa succederà a seguito delle indagini, che cosa la procura vorrà fare, e poi la scelta del rito che sceglieranno gli indagati. Certo.
Allora, noi qua siamo in un'area giochi. Una cosa che volevo chiederle da chi non possiede un cane è se ci fosse l'obbligo del museruola in questo caso. L'obbligo della museruola è una situazione fortemente dibattuta negli anni. Diciamo che la museruola è previsto che qualsiasi titolare di qualsiasi animale, anche del Chihuahua, debba sempre avere con sé la museruola, che deve essere utilizzata in ambienti di possibile pericolo, quindi situazioni di sovraffollamento o ad esempio se sono in viaggio su mezzi pubblici. È una situazione a tutela sia dell'animale che delle persone. Poi purtroppo spesso noi umani, che non conosciamo anche il comportamento dell'animale, ci teniamo a fidare troppo del nostro amico a quattro zampe e delle volte non la portiamo neanche con noi, o molte volte non sappiamo neanche che abbiamo l'obbligo di doverla portare. Bene, su questo io, Francesca, se non ci sono domande ti restituirei la linea. Siete stati davvero chiarissimi, abbiamo analizzato tutti gli aspetti della vicenda, quindi grazie davvero a Filippo Fois e grazie al tuo ospite per averci delineato quelli che potrebbero essere anche gli scenari ora futuri di questa vicenda. L'importante è che il bimbo ora stia bene e si possa recuperare presto anche il rapporto poi con i cani, perché alle volte resta lo shock per quanto accaduto, quindi speriamo davvero che la situazione si risolva al meglio. Saluto, lo ringrazio per essere con noi. Buongiorno a Paolo Ghiotti, presidente ANCE Veneto. Ben ritrovato, presidente. Buon sabato. Buongiorno a voi, altrettanto lo sia per voi. Allora, è importante, Presidente, la sua presenza per fare un po' di chiarezza su quelle che sono su quella che è la discussione in atto in questo momento, dopo la notizia di una direttiva dell'Unione Europea, una proposta dell'Unione Europea sull'efficientamento energetico degli edifici da portare avanti, da concludere entro 7 anni. Questo ha creato una grande discussione tra i cittadini che si stanno interrogando su quelle che potrebbero essere ora le conseguenze, ma le stesse imprese in qualche modo si dicono preoccupate. Intanto, Presidente, le chiedo di spiegarci esattamente in che cosa consiste questa proposta europea. Sì, allora, come anticipava giustamente lei, 2030 in classe E, 2033 in classe D. È una norma europea che molto probabilmente entro marzo di quest'anno verrà qualificata, puntualizzata, alla quale noi come Italia dovremmo un attimino allinearci. E mi viene a pensare così che è quantomeno strano perlomeno vedere e assistere ad un governo che non sia perfettamente in sintonia con questo, no? Stiamo vedendo che piano piano il nostro 110 super bonus stanno morendo, i condomini l'anno prossimo andranno al 70%, le case singole con un ISEE di 15.000 euro ovviamente non avranno più interesse ad essere fatto, perché mancherà effettivamente la capacità economica per sostenere questo, oltre purtroppo ahimè alla grave difficoltà della cessione del credito, quindi questo piano piano andrà tutto a svanire. Non è un'ottima politica, come dicevo, perché si continua a parlare di spesa quando in realtà il super bonus era un investimento, perché rientra istantaneamente il 47% dei 62 miliardi che sono stati investiti, dico io, e nel giro di 4-5 anni tutto poteva essere compensato. 2033 in classe D, cosa vuol dire? È un numerino che detto così può essere poco importante. Se entriamo nel merito capiamo che sono numeri invece estremamente grandi. E perché grandi? Perché il patrimonio immobiliare della nostra Italia conta circa 12 milioni e 2 di immobili e si stima che il 74% di questi siano nelle ultime 3 classi, quindi la G, la D e la E, no? Le più energivore. Il 74% di questi 12 milioni e 2 vuol dire a livello nazionale di 9 milioni di fabbricati da sistemare. Rientrando nei valori più veneti, più nostri, pensando che il nostro Veneto ha circa 1.180.000 abitazioni, questo, perché più o meno poi la percentuale è simile, parliamo di 760.000 abitazioni. E facevo, per arrivare alla preoccupazione anche di noi imprenditori, un conto molto rapido, molto spannometrico, che per rientrare in questo tipo di riqualificazione che l'Unione Europea ci chiede, in 7 anni noi dovremmo essere in grado di
restaurare circa 300 edifici al giorno. È chiaro che sarà impossibile da un punto di vista oggettivo poterlo fare e sarà, ahimè, ancora più difficile poterlo realizzare perché mancheranno anche i soldi da parte dei nostri committenti affinché questo succeda, perché noi parliamo di cifre che possono variare indicativamente dai 4 ai 700 euro metro quadrato per restaurare un appartamento e portarlo nelle classi più alte. Presidente, la devo interrompere un secondo, tenga a mente quello che mi sta, perché ci sta dando dei dati molto significativi e stiamo entrando proprio nel merito della questione. La devo interrompere, le chiedo scusa perché parliamo comunque di edilizia in qualche modo. Andiamo ad Oderzo, ho visto il nostro Cristian Arboit insieme al sindaco Scardellato collegati perché ci sono 2 scuole ad Oderzo che sono state dichiarate inagibili e quindi da lunedì gli studenti dovranno trasferirsi in un'altra sede. Che cosa sta succedendo, Cristian? Buongiorno a te, buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui in Piazzale Europa con Mattia Pizzaia davanti alle scuole medie Amalteo, uno degli istituti scolastici principali della città. Centinaia di studenti fino a ieri frequentavano queste aule, oggi non più, perché nella giornata di ieri per l'appunto la sindaca Scardellato ha preso una decisione molto sofferta. Quale, sindaco? Sì, la decisione è stata davvero tanto sofferta perché mi rendo conto della difficoltà che viene a crearsi per tante famiglie e per tanti ragazzi, e che non sarà neanche una cosa rapidissima. Del resto assumermi proprio la responsabilità, anche per quanto potesse essere una responsabilità minima, lo posso fare per me ma non lo posso fare per gli altri. Nella mia posizione non posso far rischiare neanche con un indice di rischio molto basso, non posso far rischiare i ragazzi, la loro incolumità viene prima di tutto. Ecco, cos'è successo? Questa sera nei servizi faremo un po' il punto. È da anni che l'amministrazione comunale tenta di agganciare dei bandi nazionali e regionali per l'adeguamento antisismico per una serie di traversie che racconteremo per l'appunto e che al momento per esigenze di rapidità diamo per scontato, non ce l'ha fatta. Però in via precauzionale il sindaco a dicembre ha deciso facciamo un monitoraggio, cerchiamo di capire qual è la situazione anche per poi scegliere che strada fare sostanzialmente, quindi se con somma urgenza o quant'altro. Quindi voi a dicembre avete fatto questo monitoraggio e che cosa è emerso da questo monitoraggio? Che la resistenza del calcestruzzo è molto bassa in tutti i blocchi delle aule. E la cosa diciamo che da un certo punto di vista è strana, perché sono state fatte anche delle prove di carico anche con 400 kg, con i materassi 400 kg a metro quadro, e non si sono riscontrate lesioni, non ci sono lesioni visibili, e quindi è strano. Però davanti a indicazioni di questo tipo, cioè resistenza del calcestruzzo molto basse, e questa carenza è diffusa dappertutto, non me la sono sentita di lasciare aperta la scuola. Ecco, parliamo di 500 studenti, se non sbaglio, delle medie, 300 delle superiori, che appunto 800. Di più, quindi 800 nel complesso. No, 800 solo alle medie. Sì, quindi sono tanti, perché sono 24 sezioni, 24 classi. Quindi per loro oggi sono tutti a casa sostanzialmente. Le medie, allora oggi sono a casa, lunedì, martedì e mercoledì sono a casa, giovedì ricominceranno e andranno, allora i ragazzi A, B e C, delle sezioni A, B e C andranno a Piavon nella scuola elementare, mentre i bambini della scuola elementare andranno all'altra elementare dall'Ongaro, e le altre sezioni andranno invece nelle aule del patronato Turroni, dove affitteremo i locali di Monsignore. Sì, del patronato. Quindi si sta innescando un effetto domino, diciamo così, che da un punto di vista organizzativo non è facile. Sì, questo per i primi 2 mesi, perché immediatamente partiremo con l'ordine delle aule prefabbricate che andremo a collocare nel parcheggio dietro al Foscolo,
in modo che poi questi prefabbricati dovrebbero arrivare ai primi di aprile e quindi poi avremo tutti i ragazzi delle medie nella stessa area del Turroni, 12 classi al Turroni e 12 nei prefabbricati, ma sono vicini e quindi gli insegnanti possono muoversi e quindi c'è meno problema organizzativo. Quindi, e poi c'è anche un dettaglio che non è un dettaglio, dal punto di vista logistico vi state anche attrezzando con i mezzi pubblici. Per i trasporti, cioè sia i ragazzi che venivano a piedi qua e dovranno andare a Piavon avranno una navetta qua che li porterà a Piavon, i ragazzi che da Piavon dovranno andare alla Dall'Ongaro avranno una navetta lì che li porterà alla Dall'Ongaro, mentre quelli che usufruivano del servizio trasporti prima continueranno come prima, solo che avranno una destinazione diversa. Questo i trasporti, sì. Prima, Sindaco, mi ha detto, io ho dovuto compiere questa scelta e ha fatto l'esempio del Ponte Morandi. Sì, nel senso che io sono convinta che non cadrà, ma può essere una convinzione mia, anche il Ponte Morandi era lì da tanto tempo eppure è caduto e quindi con questa possibilità ho deciso di chiudere la scuola perché, come dico, prima di tutto la sicurezza dei ragazzi viene prima di qualsiasi altra cosa. Ci tenevo a dire alcune cose prima perché poi sfuggono. So che nelle critiche che fanno dico perché non so, avete speso i soldi in altri interventi. Allora, quando si prendono dei soldi per i bandi sono finalizzati a quell'opera. Se prendo i soldi per la rotonda, per la strada, devo fare quella rotonda o quella strada. Se prendo i soldi per quella scuola devo fare quella scuola, non sono spostabili i soldi. Quindi e poi sono tutt'altro dimensione, cioè se faccio un pezzetto di strada può essere fatto con 50.000 euro, con la scuola abbiamo parlato di 11 milioni per buttarla giù e rifarla, o comunque di 6 milioni e mezzo per fare la messa a norma antisismica e l'efficientamento energetico, quello che adesso il progetto che manderemo avanti col mutuo penso che si aggirerà sui 5 milioni perché l'abbiamo ridotto ovviamente e sui 5 andremo avanti con quello, col mutuo, cercando poi di, appunto siccome questo mutuo è flessibile, di ridurre l'entità del mutuo e man mano che reperiremo risorse, quindi quando avremo l'avanzo, per esempio che sono dei soldi che c'erano, la nostra parte di cofinanziamento che avevamo messo nella scuola del primo progetto andrà in avanzo, quindi a maggio sarà disponibile, potremo andare a ridurre il mutuo, così pure faremo la domanda per il GSE, per l'efficientamento energetico, quando avremo la disponibilità, la risposta del GSE ridurremo il mutuo e quindi il mutuo rimarrà un po' più piccolo ma sempre molto grande e inciderà comunque nella spesa corrente degli anni a venire, e motivo per il quale, se non spinta ad estrema necessità, prima non avrei aperto un mutuo. Perché più volte con la stessa sindaca Francesca, ti ricorderai, abbiamo parlato anche recentemente delle difficoltà delle amministrazioni comunali proprio per la spesa corrente. Certo, quindi un mutuo non avrei mai pensato di doverlo aprire, perché è un peso che ci si porta appresso, ma in queste condizioni bisogna farlo. E poi fortunatamente anche ringrazio tutti i collaboratori del municipio, anche la dottoressa Nobile mi ha parlato di questo mutuo flessibile che quindi potremmo ridurre strada facendo, peserà spero un po' di meno. Ringrazio proprio tutti i collaboratori, la dottoressa Giabardo, Davide Costa, la dottoressa Paolo Strumendo, hanno lavorato tutti come pazzi per dare una mano per organizzare il tutto e per mettere in piedi un piano, cioè il piano sia per la logistica che per la soluzione definitiva. I genitori e i ragazzi, lei dice, non potevamo fare altrimenti. No, i genitori, io, come ho detto, ho scritto che capisco la loro difficoltà, in realtà non la posso capire perché non posso essere nei panni di ognuno di loro. E posso dire che mi dispiace, ma che anche loro cerchino di capire la mia situazione e la difficoltà che ho avuto nel prendere la decisione e che ho tuttora per portare avanti la problematica. Grazie, e assicuro che non c'è stata nessunissima trascuratezza in precedenza, perché anche in precedenza tutte le operazioni che potevamo fare le abbiamo fatte. Grazie, Grazie. Grazie davvero. Con Mattia Pizzaia, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristiana Arboita, grazie al sindaco Scardellato. Poi questa sera entreremo ancora di più nel merito di quanto sta accadendo ad Oderzo. Torno dal presidente Ance Veneto per continuare, chiedo scusa Presidente per l'attesa, per continuare a parlare. Ci stava dando dei dati molto interessanti e c'era poi un dato di cui stava parlando relativo ai costi, e questa è la preoccupazione dei cittadini, naturalmente in questo momento storico poi ancora di più, ma anche delle imprese.
Sì, preoccupazione per le imprese, preoccupazione anche per i cittadini, perché poi anche le imprese sono proprietarie di immobili, no? Come prima i tempi difficili da sistemare al giorno, raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea. Sono dei numeri veramente importanti, no? Nel nostro paese. I costi immediatamente per qualificare. Presidente, mi perdoni, ma la sentiamo un po' male. C'è l'audio che va e viene. Lo sento anch'io. Ecco, vediamo se magari avvicinandosi un po' di più può funzionare. Non so se sia una soluzione tecnica questa, ma ci proviamo. Ci proviamo. Comunque avete sentito. Sì, per quanto riguarda i costi, in effetti la preoccupazione esiste tutta, perché parliamo di interventi che possono variare tra un 400 euro al metro quadrato fino ai 700 euro al metro quadrato. Quindi è ovvio che per dare un valore un appartamento di 100 metri quadrati ha un costo che può variare dai 40 ai 70 mila euro, e sicuramente non è cosa alla portata di tutti, soprattutto in questi periodi. Ma poi c'è da dire una cosa, che la nostra Italia ha una situazione che è diversa dagli altri Stati membri dell'Unione Europea, perché moltissimi, sono una stragrande maggioranza, sono in Italia i proprietari di case. Così non è negli altri Stati, dove in capo ci sono grosse aziende immobiliari, per cui hanno economie diverse, quindi anche più facilmente in grado di sopportare queste spese. Poi l'Italia oltretutto è fatta, come voi sapete bene, di una realtà immobiliare abbastanza particolare. Siamo pieni di borghi, siamo pieni di strutture particolarmente carine, vincolate dalla sovrintendenza. Non riuscirei a vedere, non so, un palazzo Balbi a Venezia sistemato con un intonaco a cappotto, no? Non può essere così. Certo è però che un passaggio culturale noi lo dobbiamo fare, e dobbiamo anche capire che sarà inevitabile dover riqualificare questi nostri territori. Case che consumano per esempio il 60% dell'energia che procuriamo, fabbricati che emettono il 21% di CO2, e parliamo del 64% di polveri sottili in atmosfera. Le nostre case sono dei motori a gasolio accesi dalla mattina alla sera, e quindi non possiamo pensare ad un minor consumo, ad un minor inquinamento, non possiamo pensare di continuare ad avere questa dipendenza così diretta dalle fonti del gas, perché ridurre tutto questo vuol dire aumentare il nostro benessere. Ecco per cui molto spesso sono anche basito del fatto che si continui a parlare di trivellazione per estrarre il gas dal nostro Veneto, e non si possa pensare a quelle che sono le fonti alternative. Parlo di eolico, di solare, di geotermia. Asportare gas da un nostro Veneto che è calato 4 metri, che va giù di 1 centimetro all'anno, dal quale si vorrebbe estrarre, si dice, la stima sono 50 miliardi di metri cubi di gas, che sono sicuramente tanti, però un'inezia se capiamo che l'Italia ne consuma 70 di miliardi all'anno. Quindi andremmo ad aspirare quel gas che è un fabbisogno di 9 mesi. Allora vorrei dire che io mi auguro, spero, e come immagino sia, che queste regole da parte dell'Unione Europea non siano così tassative. E già è stato detto che non ci saranno norme sanzionatorie se i tempi saranno più dilatati. Non è vero che le case, nel caso in cui non fossero così riqualificate, non siano più vendibili o non siano affittabili. E c'è anche da dire che da tutti questi fabbricati rimangono esenti quelli che sono i luoghi di culto, quelli che sono stabili delle forze armate, quelle che sono tutte quelle abitazioni la cui superficie quadrata è inferiore ai 50 metri quadrati, sono esenti tutti gli edifici vincolati. Io comunque vorrei sottolineare una cosa che ritengo sia indispensabile. Noi tutti dobbiamo capire e dovremmo convincerci, noi costruttori anche per primo, e noi vorremmo esserne anche fautori, che la vivibilità e il benessere di questo nostro pianeta non può non passare attraverso abitazioni meno energivore, meno inquinanti e più salubri, no? Io non vorrei che fosse una legge
che fossero le sanzioni che ci obbligassero a quanti. Non vorrei neanche citare l'articolo 9 della nostra Costituzione, nel quale si dice che la tutela del paesaggio e del matrimonio artistico è un dovere al quale non possiamo omettere, ma vorrei che passasse proprio per un passaggio culturale, che ci appartenesse, perché io credo che questa nostra terra, che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli meglio di come l'abbiamo ricevuta dai nostri padri, non possa essere salvata solo da una buona economia e una buona politica, ma soprattutto dalla bellezza. E noi vorremmo come costruttori essere orgogliosi di questo, per continuare a mantenere una nostra Italia e un nostro Veneto primario nel concetto della bellezza, e non a caso il nostro Veneto è primo per passaggio di turismo, no? E probabilmente i turisti qua si fermano anche per quel concetto di bellezza che noi vorremmo continuare a portare avanti. Indispensabile quindi attenersi anche a queste necessità. Il nostro pianeta non è in grado di sopportare ancora per molti anni lo shampoo che quotidianamente abbiamo usato. Ha fatto una riflessione assolutamente condivisibile, interessante, quindi sicuramente questo passaggio dell'efficientamento va fatto, probabilmente va fatto con modalità diverse, con tempistiche anche diverse, perché insomma i numeri che lei ci ha dato sono significativi. Si chiede un aiuto da parte del governo, un aiuto economico alle famiglie per affrontare questo passaggio. Io non so se ho tempo, Presidente, per fare un'ultimissima domanda, perché so che lei ha tempi molto stretti, ha un altro impegno. Le faccio un'ultima domanda per capire, abbiamo fatto questo quadro di fronte ad una proposta europea, mi sembra di capire che per le aziende sarebbe difficile dare una risposta in tal senso, e le chiedo qual è lo stato di salute delle aziende. Ne abbiamo parlato tantissime volte, anche in tempi non sospetti, ben prima dell'inizio della guerra in Ucraina, delle difficoltà di reperire materie prime, dei rincari delle materie prime, ora si aggiunge anche il costo del carburante. Insomma, come se la passano le aziende, le imprese edili del Veneto? Ma diciamo che siamo tutti sinceramente oberati di tante cose da fare. Quello che ci impaurisce è che con i tanti lavori fatti a favore anche del 110, dei bonus fiscali, le aziende di una certa taratura, di un certo livello, che hanno eseguito tali opere, vivono forti difficoltà poiché hanno i cassetti fiscali pieni di carte ma non di denaro, poiché gli istituti bancari ci avevano promesso di ritirare i nostri crediti, cosa che ahimè non hanno fatto. E siccome noi di solito siamo abituati a compensare tutti i nostri collaboratori e quant'altro con denaro e non con carte, questo ci vede in difficoltà, ma ci vede in forte difficoltà nel numero di circa 4.200 imprese nel nostro Veneto, che rischiano veramente di chiudere i battenti in presenza di crediti da parte dello Stato e in presenza di una quantità enorme di lavoro da fare. Io in genere sono positivo, credo che non possa non essere portata particolare attenzione a questo nostro settore, che ha quale elemento di cui anche vantarsi, dico, che è quello di fare il 33% del PIL, e se quindi funziona il nostro settore, funziona un'intera linfa vitale per tutto quello che è la nostra Italia. Insomma, non a caso l'economia passa attraverso un gruppo che è quello del settore edile, che funziona. Mi auguro quindi che ci sia la possibilità da parte degli istituti di ritirare questi crediti, e le famose quarte cessioni del credito che ci sono state vendute come manna dal cielo in realtà non si vedono, a favore delle partite IVA, non si vedono così puntuali, insomma rimaniamo nelle medesime difficoltà. Io credo che del lavoro ce n'è ancora molto da fare, e se si sblocca e quindi le nostre imprese ritrovano una certa autonomia economica perché liberalizzano questi crediti, potremmo ripartire più forti di prima.
Presidente, io la ringrazio perché è stato come sempre chiarissimo, la lasciamo andare ai suoi impegni, le ho rubato anche oltre il tempo che avevamo concordato, ma era importante fare il punto della situazione. Io naturalmente le do un nuovo appuntamento appena la situazione per quanto riguarda questa direttiva europea sarà ben più chiara e sarà insomma in qualche modo anche recepita, perché insomma in qualche modo dovrebbe essere recepita da ogni singolo paese europeo, proprio alla luce di quella considerazione che lei faceva all'inizio. La realtà italiana è ben diversa da altri stati europei. Faremo il punto per capire come si andrà avanti. Grazie davvero Paolo Ghiotti, Presidente ANCE Veneto, buon lavoro, buon fine settimana e torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie a tutti gli ascoltatori di Antena 3, a lei Francesca, alla prossima. Grazie davvero, gentilissimo come sempre Presidente, grazie, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta e torniamo a Oderzo. Vi abbiamo raccontato quello che sta accadendo in una scuola media, in un liceo del comune trevigiano, dichiarati inagibili, e per questo la decisione sofferta, ce l'ha detto prima in collegamento con Cristian Boit, il sindaco Scardellato, la decisione sofferta di chiudere gli edifici per permettere l'adeguamento strutturale e trasferire i ragazzi da lunedì in altra sede. E Cristian è proprio insieme ai diretti interessati, agli studenti che dovranno traslocare chissà per quanto tempo altrove. Cristian, a te la linea insieme a Mattia Pizzaia. Sì, Francesca, buongiorno di nuovo. La sindaca Scardellato è ancora qui in Piazzale Europa, sta parlando con i docenti, gli studenti, insomma sta spiegando questa decisione sofferta, così l'ha definita poco fa la stessa prima cittadina. Qui ci sono i ragazzi della quinta A del liceo Scarpa, quindi di fatto maturandi, ragazzi. Com'è? Voi oggi siete qui davanti alla vostra scuola e come la mettiamo? Come l'avete presa questa decisione? È stata una bella batosta perché è stata una notizia così improvvisa ed è dura perché adesso dobbiamo ripianificare anche gli spostamenti, un attimo i nostri programmi e sarà una situazione difficile, un po' parallelamente alla situazione con il Covid. Dall'oggi al domani ci siamo ritrovati a casa e sarà comunque difficile gestire tutto quanto. Ecco, perché questo è il tema, Francesca. Sono stati anni difficili per la didattica. Questo è un colpo per questi ragazzi che devono preparare l'esame di maturità. Prima abbiamo parlato anche con alcuni docenti. Sono preoccupati soprattutto per loro. Come ti chiami? Marta. Ecco, Marta, anche tu come pensi di far fronte a questa novità da qui ai prossimi giorni, da qui alle prossime settimane? La situazione penso sarà difficile soprattutto per effettivamente chi è magari in quinta e dovrà affrontare gli esami a giugno, perché dobbiamo soprattutto ripianificare anche in generale tutta la settimana della scuola, perché i docenti dovranno spostarsi da Motta a Oderzo e comunque già è difficile tenere una classe, noi siamo in 29 effettivamente a scuola, mi immagino in DAD o comunque in un ambiente che non è prettamente scolastico potrà effettivamente rivelarsi un problema poi per il programma e per gli esami che noi dovremo fare a giugno. Voi da lunedì cosa farete sostanzialmente? Da giovedì mi è parso di capire ritornerete in alcune aule che si stanno recuperando qui in giro, patronati nella stessa sede centrale di Motta di Livenza, ma da lunedì? Effettivamente non lo sappiamo, stiamo aspettando appunto che ci mandino comunicazioni o quant'altro, perché non sappiamo qual è il nostro destino, cosa dobbiamo fare, e sembra un po' di rivivere quello che abbiamo vissuto col Covid 2 anni fa, cioè ritrovarci a casa così spaesati senza sapere cosa fare, soprattutto appunto per noi, come hanno detto prima, che siamo in quinta, cioè sostenere tra 5 mesi un esame e ritrovarci così è un po' una situazione. Siete spaesati, siete davvero spaesati? Beh, innanzitutto sono dell'idea che nei prossimi 5 giorni effettueremo le lezioni didattiche a distanza e i tempi potrebbero prolungarsi anche per una settimana o 2 nella peggiore delle ipotesi, in attesa che verranno appunto organizzate e preparate le stanze o comunque le classi per ospitarci. Il problema principale adesso è che le classi vanno create in maniera molto rapida, esatto, e soprattutto noi parliamo per i singoli perché siamo un gruppo di 29 alunni e sarà molto complicato trovare un'aula adatta che ci permetta di effettuare le lezioni in totale sicurezza e con tutti i mezzi che garantisce un'aula normale di scuola.
Anche perché voi avrete anche attività di laboratorio, comunque siete un liceo linguistico, quindi delle attività anche collaterali e così. Sì, sinceramente la situazione, la situazione la considera, cioè è soggettiva la cosa, e l'ho trovata alquanto inaspettata, come tutti, e nello stesso tempo anche imbarazzante, perché trovarsi, come hanno detto anche i miei compagni, non ho parole, perché non si poteva, non lo so, poi si potrebbe o si poteva evitare, e non è possibile trovarsi. Noi siamo anche uscenti, quindi 1 anno, 5 mesi abbiamo, e poi si spera di uscire, però tutti quelli più piccoli di noi che devono subire questa cosa nei prossimi anni, poi un sistema dei problemi tecnici strutturali ci vogliono anni, e quindi non ci saranno per anni la scuola. Ci vorrà del tempo, ecco, ma il fatto di sapere che eravate in una scuola non sicura al momento, questo sembra, insomma, si parla di calcestruzzo, che insomma di materiale tutto sommato di bassa qualità, ecco, che effetto fa? Chiedo a te. È terrificante. Perché se penso che la scuola è stata dichiarata non idonea nel giro di un giorno, ho i brividi, perché mi poteva crollare un muro addosso. Io vado a scuola da 5 anni, la scuola è sempre stata così, aveva sempre strutture terribili, e tutto a un tratto adesso mi dicono che non può essere agibile per un'eventuale possibile attività sismica. Io vorrei fare un appello a tutti i ragazzi di prima e di seconda, chissà come si sentono, e soprattutto ai genitori che si vedono una comunicazione che la scuola non può essere agibile per questo tipo di pericolo. Penso a un genitore che ha il figlio che va in questa scuola, che dice: cavolo, ma com'è che da un giorno all'altro mio figlio poteva effettivamente morire? Ed è una situazione terrificante e a dir poco vergognosa. Diciamo che questa è una misura che è stata presa a livello precauzionale dal sindaco una volta fatta questa ricerca. Certo, ragazzi, fate bene, nel senso, voi dite, per noi ci saranno delle problematiche operative molto forti da qui alle prossime settimane, da qui ai prossimi mesi. Sei di quinta anche tu? Sì. Non so cosa dire, sinceramente, è stato molto inaspettato. Anche è brutto sapere che non torneremo più in questa scuola dopo 5 anni. Manca così poco alla fine. Sono abbastanza perplessa su questa situazione. Mi dicevi, fa male? Fa male perché, nel senso, è un po' un sentimento di tranquillità essere nelle classi con tutti, anche le altre classi, girare, stare nei corridoi, ma anche stare in classe con i propri compagni, che hai condiviso anche dei momenti particolarmente difficili, come 3 anni scolastici di DAD, che viene molto sottovalutata. Poi sinceramente il posto più sicuro al mondo non dovrebbe essere una banca o dei cavo, dovrebbe essere la scuola, e non abbiamo un posto sicuro, questo è il problema. Se posso permettermi, io vorrei fare un appello ai ragazzi di prima e seconda della nostra scuola. Ragazzi, se ci state guardando, tenete duro, perché sappiamo che saranno tempi difficili, lo solo per noi che siamo in quinta. Abbiamo vissuto il periodo di Covid, è stato già terribile. Ci è arrivata questa sventura, comunque la supereremo con spirito di ottimismo. Voi di prima e seconda non avete fatto male a scegliere questa scuola, anzi siamo contenti, e continuate, non demordete mai, e soprattutto le cose si miglioreranno, cioè bisogna essere ottimisti, e perciò tutto andrà a buon fine, secondo me. Speriamo che vada tutto bene. Allora, Francesca, hai sentito questi ragazzi? Difficilmente perché da un lato c'è la ci sono consapevolezza sentimenti che poteva contrastanti. essere rischioso stare lì, ma dall'altra la malinconia per i ragazzi che hanno trascorso 5 anni della loro vita di andarsene. È bello la testimone della ragazza che diceva: pensare di non rivedere più questa scuola dispiace. È l'aspetto emotivo che sta venendo fuori tra i ragazzi che è lì vicino. Assolutamente sì. Ti dirò anche di più, io trovo, non so te, una grande maturità in queste loro parole, insomma, una grande maturità, insomma, quindi complimenti ragazzi anche dallo studio, dalla Francesca che è in studio. Quindi in bocca al lupo per tutto, noi ovviamente ci terremo in contatto da qui alle prossime settimane, perché vogliamo monitorare, insomma, e starvi accanto, perché poi è giusto in questo momento premere anche sulle istituzioni, su chi di competenza, perché
appunto si metta a mano questa problematica che coinvolge per l'appunto più di 800 ragazzi, quasi 1 migliaio gli studenti che frequentano questo plesso in Piazzale Europa. Avete sentito le parole del sindaco, una decisione sofferta che arriva dopo una giungla vera e propria burocratica. Sappiamo benissimo quanto i nostri comuni siano spesso interessati da problemi burocratici, finanziari, lo raccontiamo quotidianamente, sappiamo quanto la pandemia abbia aggravato tutto questo, il caro materiali, il caro energetico, e adesso appunto qui a Oderzo c'è anche questa ulteriore problematica. Grazie ragazzi, grazie davvero, in bocca al lupo. E Francesca, se non hai domande ti restituirei. Grazie davvero Cristian per questo secondo collegamento altrettanto importante. Si criticano spesso i ragazzi, si giudicano immaturi, invece questi studenti che ha avvicinato Cristian Arboit hanno dimostrato nelle loro parole, nelle loro considerazioni, nelle loro riflessioni una grande maturità, ed era giusto riportarle. Chiedo alla regia conferma. Federico Fusetti mi dice di essere pronto perché siamo a Vo, eccolo qui, lo vedo dietro alle sue spalle i vigneti, perché parliamo della polemica innescata dalla proposta di etichettare come vengono etichettate i pacchetti di sigarette e anche le bottiglie di vino. Nuoce alla salute, ma a questo si sono poi aggiunte le parole della professoressa Viola che hanno innescato una bufera nella bufera. Rispondono ora i produttori. Buongiorno a Federico Fusetti e buongiorno al suo ospite. Buongiorno a te Francesca, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Vo con Marco Calaon, che è il presidente del consorzio Vini Doc dei Colli Euganei, e devo dire, adesso stavamo chiacchierando, che non c'è assolutamente polemica da parte loro sulle dichiarazioni di Antonella Viola, stimata scienziata, solo magari insomma precisare un po' e far capire che c'è anche dell'altro, ecco, e va un po' più precisata la situazione prima di commentare. Quindi insomma siamo qui apposta per cercare di far capire che benissimo quello che dice la dottoressa Viola, però ci siete anche voi che avete le vostre motivazioni. Ma no, ma è molto semplice, chi è che può contestare la professoressa? Però quando si parla di un bicchiere, 2 bicchieri, dobbiamo quantificare quanto contiene questo bicchiere, perché abbiamo calici da degustazione che ci sta mezza bottiglia dentro, e quindi se uno beve 2 bicchieri è chiaro che siamo al di sopra della soglia in modo importante. Quindi dobbiamo iniziare a parlare di quanti grammi alcol una persona può consumare. Dopo, qual è la persona? È un ragazzino giovane, è una persona adulta, quanto pesa, tutte queste cose qua. Da sempre noi siamo per il consumo consapevole del vino, perché deve essere così. Siamo passati dai 130 litri pro capite post guerra a 33 litri pro capite in Italia, quindi vuol dire che una evoluzione da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo del vino c'è stata. C'è da migliorare, miglioriamo. Poi però va anche precisato che ci sono tutta un'altra serie di sostanze alcoliche che vengono consumate regolarmente, che sono sia i superalcolici o altre bevande che hanno meno potenziale alcolico, che però se le bevo in misura maggiore hanno gli stessi effetti come alcol ingerito. E quindi mi chiedo se questa battaglia sia una battaglia solo contro il vino, perché parte da un paese del nord che storicamente fa altre produzioni, o ci sia veramente un aspetto sociosanitario a livello europeo. Quindi siamo ben lieti di confrontarci, ripeto, con la comunità scientifica, con i consumatori, e noi siamo pronti a dare il nostro apporto come sempre. Sull'etichetta invece, che insomma quello è forse che un po' disturba di più. L'etichetta, noi siamo inquadrati da un punto di vista legislativo come un prodotto alimentare, che tra l'altro paga un'IVA, versa un'IVA che è molto più alta dei generi alimentari, e pensare che un genere subiamo tutta la legislazione alimentare
come essere dei produttori di una bevanda nociva, questo disturba molto molto fortemente, quindi dobbiamo chiarire bene queste cose, però ripeto, dobbiamo affrontarlo guardando a 360 gradi quali sono le bevande che vengono ingerite dalle persone, e non ci sono solo quelle alcoliche che fanno male, perché dopo ci sono anche tutte le bevande di sintesi con coloranti e zuccheri fatti in sintesi varie che stanno generando obesità assieme a altri cibi, che allora se dobbiamo affrontare il problema lo affrontiamo nella totalità e non solo mirando a un prodotto che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura, direi da alcuni millenni. Certo, infatti. Francesca, approfitto che sono qui con Marco Calaon per chiedergli, qui abbiamo dei bellissimi vigneti alle nostre spalle che adesso Francesco Ratai inquadra. Che cosa sono? Questo è un vecchio vigneto di Cabernet Sauvignon. I Colli Ugani sono una delle zone che dopo l'azzeramento del patrimonio viticolo nazionale a causa della flavescenza dorata, della fillossera, sono ripartiti con i vigneti rossi, e purtroppo hanno questo nome francese, ma abbiamo avuto Napoleone che ha avuto qualche interesse con l'Italia, qualche scambio c'è stato, e rosso appunto sui Colli Ugani è una delle prime zone dove in Italia nasce il vino rosso bordolese, che è una delle tipicità della nostra area DOC. Bene, grazie a Marco Calaon. Francesca, se non hai domande, insomma, qui siamo veramente circondati da un terreno di produzione che è nostro, insomma, tipico, e quindi difendiamolo. Assolutamente sì, anche perché rappresenta, insomma, un patrimonio a 360 gradi per le nostre terre meravigliose, e lo ricordiamo come spesso anche il turismo arrivi proprio attratto dalle specialità enogastronomiche del nostro Veneto, e dunque è un patrimonio, come hai detto tu Federico, che va assolutamente protetto. Grazie davvero a Federico Fusetti, grazie a Francesco Ratai, grazie al vostro ospite per aver affrontato anche questo tema che tanto sta facendo discutere. Grazie davvero Federico. Noi torniamo con le notizie, un aggiornamento che arriva, e lo leggiamo dal sito del Corriere, Corriere.it. Kenya si ribalta al largo di Watamu, una barca con a bordo turisti, 6 italiani dispersi. Un'imbarcazione con circa 40 persone a bordo si è ribaltata in alto mare, 6 turisti italiani non sono ancora rientrati, ma potrebbero essere a bordo di un altro natante turistico. L'imbarcazione è stata colpita da un'onda anomala e solo parte di coloro che vi erano a bordo indossavano i giubbotti di salvataggio. Naturalmente in questo momento le autorità, le ambasciate sono al lavoro per capire quella che è la situazione di questi 6 nostri connazionali, al momento dispersi, ma chi fa parte del resort nel quale erano ospitati pensa che potrebbero essere rientrati a bordo di altre imbarcazioni che sono arrivate proprio per soccorrere chi era caduto in mare. E poi c'è invece una notizia, torniamo in Veneto, è una notizia di cronaca che riguarda un blitz dei carabinieri e del NAS a Vicenza, insieme anche al nucleo antisofisticazione e sanità di Padova, ha portato alla chiusura di un negozio di generi alimentari situato nella zona ovest di Vicenza. Il titolare, un 39enne pakistano residente in città, è stato denunciato in stato di libertà per diverse violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che per lavoro nero. All'interno del negozio, la cui attività è stata sospesa, sono state accertate numerose anomalie, tra cui la mancanza di sistemi di protezione. Al titolare sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di quasi 25.000 euro. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta
e adesso apriamo una finestra sulla realtà del Filo d'Oro, che è un'associazione che si occupa, che assiste, che lavora per l'inclusione delle persone sordocieche, pluriminorate psicosensoriali. Vediamo di conoscere un po' meglio la loro attività e soprattutto tramite la voce di Anna Ruggero, della dottoressa Anna Ruggero, assistente sociale della Lega Filo d'Oro di Padova, lanciamo un messaggio perché inizieranno i corsi per nuovi volontari, che sono gli angeli, gli amici speciali di questi pazienti. Buongiorno dottoressa Ruggero, grazie davvero per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo innanzitutto di fare di delineare il quadro dell'attività del Filo d'Oro per quanto riguarda la realtà di Padova. Sì, allora noi ci occupiamo dell'assistenza, dell'educazione, della riabilitazione e della valorizzazione delle potenzialità residue delle persone, appunto sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, lavorando con loro per una maggiore autonomia possibile. E quindi il nostro lavoro appunto è quello di lavorare anche con i servizi del territorio affinché questo sia possibile. Ci sono bambini, ci sono adulti, qual è l'età media per cui una persona si avvicina, un bambino si avvicina alla realtà del Filo d'Oro? Noi ci occupiamo dalla nascita fino a tutta la vita, abbiamo anche bambini di 6 mesi, o appunto appena nati, quando scoprono appunto che magari hanno una malattia genetica, i genitori, i familiari si mettono in contatto con noi e quindi inizia la presa in carico. Quante sono le persone, se avete un dato, seguite dal centro di Padova del Filo d'Oro? Sì, la sede territoriale di Padova si occupa del Veneto, ma abbiamo qualcuno anche in Trentino e in Friuli Venezia Giulia. In totale seguiamo 65 persone. Quindi in Veneto c'è solo il vostro centro come riferimento per il Filo d'Oro? Sì, esatto. E quindi questo, immaginiamo, per chi arriva da lontano richieda poi un'organizzazione familiare, sia trovare in voi un'altra famiglia, un'altra casa, quindi diventate proprio un punto di riferimento per le famiglie. Sì, esatto, sì, noi insieme ovviamente alla sede centrale di Osimo, dove appunto le persone vanno a fare proprio della riabilitazione, e quindi quando però tornano nel loro territorio di appartenenza è lì che entra un po' in gioco la sede territoriale, perché facciamo in modo che i programmi riabilitativi che vengono stesi dai professionisti di Osimo vengono portati avanti anche nel territorio, quindi noi forniamo consulenza agli operatori e affianchiamo la famiglia in modo tale che anche a casa riescono a continuare il lavoro che viene fatto. In che modo avviene questo percorso, che naturalmente sarà diverso per i bimbi, per addirittura i più piccoli, ma anche per gli adulti? In che modo lavorate perché questa disabilità non crei poi dei problemi quelli che saranno gli adulti del futuro, ma nella vita quotidiana? Allora, praticamente quando si avvicinano alla Lega del Filo d'Oro, per prima cosa c'è appunto un ricovero ad Osimo, dove vengono prese in carico da un'equipe multidisciplinare. Vengono proprio comprese le caratteristiche delle persone, ma soprattutto le risorse e le potenzialità dove andare a lavorare, in modo tale appunto che acquisiscono appunto una maggiore autonomia possibile. Quindi viene esteso appunto questo programma riabilitativo e poi questo deve essere portato a casa anche, portato avanti anche nei loro territori, e quindi vengono accompagnati con dei progetti socioeducativi, nel senso che anche noi magari andiamo a casa, parliamo con gli insegnanti oppure con gli operatori dei centri diurni, lavoriamo insieme alla famiglia affinché anche l'ambiente domestico sia il più adatto possibile, pensiamo anche a delle attività da proporre insieme, e poi come sede ci occupiamo anche dell'inclusione nel territorio, quindi organizziamo attività socio-ricreative nel territorio, di gruppo con le famiglie oppure tra persone sordocieche, in modo tale che
facciano tutte le attività normali che facciamo tutti, insomma, ecco. Cioè non è un percorso che riguarda solo la persona, il bambino, l'adulto, ma che riguarda tutta la rete territoriale che ruota intorno al paziente. Sì, esatto, è un lavoro che viene fatto sia con le famiglie, che sono in primis i protagonisti, ecco, nel senso che meglio di loro non conosce nessuno i loro figli, e poi anche con i servizi. Sì, è un lavoro che deve essere fatto in rete, perché affinché si adotti tutti quanti un sistema comunicativo e una metodologia educativa univoca, in modo tale che lavorando per lo stesso obiettivo, con le stesse modalità, è più facile per loro ottenere appunto dei risultati. Trovate degli ostacoli? Ci sono ancora delle difficoltà nell'interagire, nell'aprirsi da parte di chi ruota intorno alle persone che hanno questo tipo di problematiche, di patologie, o ci si sta aprendo e si riesce quindi a collaborare in modo efficace? No, si riesce a collaborare, assolutamente, sì. Nel nostro territorio siamo fortunati, ci sono delle realtà aperte appunto alla collaborazione, quindi anche perché nessuno è lì nessuno insegna niente, si lavora insieme, ecco, quindi sì, troviamo disponibilità e apertura. Chi fa parte per entrare poi nel merito, insomma, di questi amici speciali, chi lavora all'interno del Filo d'Oro? Da chi è composta l'equipe, diciamo così? Ecco, ad oggi è composta da due assistenti sociali e da un educatore. E poi però appunto insieme a noi lavorano i volontari, nel senso che per noi sono un partner, ecco, per svolgere tutte le attività che abbiamo in programma, nel senso che le attività che organizziamo nel territorio di gruppo, noi ad ogni persona affianchiamo un volontario, e poi permettono anche di una maggiore inclusione e un minore isolamento, ecco, delle persone. Ecco, i volontari che lei appunto ha detto affiancano nel lavoro quotidiano, quindi che attività, per far capire poi a chi ci sta guardando a casa quello che potrebbe essere poi un impiego, un intervento all'interno proprio del Filo d'Oro, come lavorano? Lavorano, la parola sbagliata, stiamo parlando di volontariato, ma come vengono impiegati i volontari? Ecco, allora, i nostri volontari possono fare un'attività o di tipo diretto o di tipo indiretto. Le attività dirette sono quelle appunto a stretto contatto con l'utenza, quindi si tratta di accompagnarli magari appunto nelle attività che noi organizziamo, oppure magari ci sono persone che hanno bisogno di essere singolarmente, sono quei volontari che noi chiamiamo volontari di contatto, persone di contatto, nel senso che è il volontario che da solo, quindi non c'è un'organizzazione, non c'è un gruppo, ecco, non ci siamo noi presenti in quei momenti lì, ma va a casa della persona, magari lo accompagna a fare la spesa, o lo accompagna a fare una visita, oppure a una semplice passeggiata, oppure ci sono magari volontari che vanno a casa, appunto, forniscono sollievo anche ai genitori, perché magari stanno con i loro figli, con il figlio 1 ora, 2 ore, e permettono al genitore di andare a fare la spesa, di fare qualche commissione che magari con il figlio sarebbe più complesso. E quindi queste un po' a grandi linee le attività che svolgono dal punto di vista di appunto le attività dirette. Ovviamente poi variano in base a persona, e il volontario soprattutto si deve sentire a suo agio nell'attività che noi proponiamo. Anche per questo appunto viene fatto il corso base, nel senso che vengono fornite tutte delle informazioni teoriche ma anche pratiche. Perché prego, no, assolutamente. Perché prevediamo, ecco, anche un periodo di affiancamento, nel senso che entrano proprio nel vivo delle attività e vengono affiancati da un volontario più esperto nell'attività che noi proponiamo, e quindi anche la persona può comprendere se si sente a suo agio, ecco, oppure con quali attività si trova meglio, ecco. Ci sono persone che dopo il periodo di affiancamento magari ci dicono: non sono portato, non mi sento a mio agio portato per l'attività di tipo diretto, e quindi vengono magari coinvolte nelle attività indirette, che sono quelle di raccolta fondi, sensibilizzazione, che sono attività che noi come sede portiamo avanti. Quindi
diamo proprio delle informazioni tecniche. Quando inizieranno questi corsi, dove, chi fosse interessato cosa deve fare e quanto durano anche i corsi? Ok, allora il corso inizia il 2 febbraio, ci saranno 4 incontri online che saranno il 2, il 4, il 9 e l'11 febbraio. E poi 2 incontri in presenza qui a Padova. Noi abbiamo la sede alla Mandria e abbiamo appunto uno spazio qui vicino dove si terranno le lezioni, la lezione in presenza, e saranno sabato 18 febbraio e sabato 25 febbraio. E appunto poi per tutte le informazioni più dettagliate si può collegarsi al sito della Lega del Filo d'Oro, ci sono indicati tutti i giorni, gli orari, oppure per qualsiasi domanda si può scrivere una mail alla nostra sede a volontariato.padova@legadelfilodoro.it e appunto lasciando il numero di telefono, insomma, o la mail, noi poi ricontattiamo così da dare maggiori dettagli. Se ci sono dubbi, domande, noi siamo a disposizione. Che caratteristiche deve avere il futuro volontario, il futuro amico speciale della Lega del Filo d'Oro? Ma no, non ci sono caratteristiche particolari, ecco. Chiediamo sì una disponibilità almeno una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, ecco, sarebbe fantastico, però ecco, ci rendiamo conto che gli impegni di tutti siano tanti, però ecco, chiediamo una disponibilità, tutto qui. Poi non ci sono caratteristiche particolari, solo la voglia di fare volontariato, di conoscere la nostra realtà e ecco, di entrare a far parte della nostra famiglia. E allora insomma l'appello è ben chiaro, è un impegno che dà sicuramente tanto, si dà ma si riceve, quando si fa della solidarietà si riceve sempre tanto e si impara anche tanto. Io la ringrazio davvero tantissimo, dottoressa, per averci aperto le porte del lavoro della Lega del Filo d'Oro e naturalmente a disposizione per raccontarci altro, per lanciare altri appelli, perché è un'associazione fondamentale e importante che affianca le famiglie e i pazienti. Grazie davvero alla dottoressa Anna Ruggero, assistente sociale della Lega Filo d'Oro di Padova. Grazie ancora, buon lavoro, buon fine settimana. Grazie dottoressa. Grazie, arrivederci. Grazie, questo è insomma l'importante lavoro, intervento della Lega del Filo d'Oro e un'assistenza per aiutare chi ha questo tipo di patologie ad avere una vita il più normale possibile. Adesso ci spostiamo nel Bassanese, perché nei giorni scorsi a Bassano un giovane è stato trovato con una pistola in classe. È accaduto appunto in una scuola superiore dove è stato poi appurato che si trattava di una riproduzione alla quale era stato tolto il classico tappo rosso. Il fatto ha destato grande scalpore. Ne parliamo con il vicepreside del liceo Brocchi, una delle scuole più grandi del Veneto, insieme alla nostra Sharon Di Carlo. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti a un liceo di Bassano per commentare un fatto di cronaca che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Un ragazzo, infatti uno studente, è stato trovato con un'arma giocattolo all'interno dello zaino e ne parliamo insieme con un professore, il vicepreside del liceo Brocchi di Bassano. Buongiorno Riccardo Poletto. Buongiorno. Che cosa è successo? Allora, è stato un fatto che all'inizio ha destato grande allarme, perché è chiaro che non si riesce a distinguere un'arma a giocattolo quando è fatta esattamente come quella originale, soprattutto se manca il tappo rosso che per legge ci deve essere. Per cui da un allarme iniziale del timore che fosse un'arma vera, poi è rientrato e quindi la situazione non è stata secondo me pericolosa oggettivamente, però una riflessione me la pone come insegnante: perché un ragazzo porta a scuola un'arma a giocattolo che è evidentemente identica a un'arma vera? Io suppongo che la volontà da parte di chi l'ha portata fosse quella di simulare effettivamente di possedere un'arma. Allora il rapporto tra ragazzi e armi è una cosa davvero pericolosissima. Anche solo immaginare di voler apparire di fronte agli altri armati è una cosa che mi turba, che mi preoccupa molto. Per cui credo che una riflessione tutti quanti
la scuola dove è capitato, ma le scuole in generale debbono farla per cogliere dall'attualità lo spunto di ragionare con i ragazzi, per cercare di fare il nostro compito educativo prendendo spunto anche da questi incidenti di percorso. E la riflessione che ho fatto con i ragazzi è effettivamente a cosa servono le armi, che tipo di immagine da uno di sé se sente la necessità di girare armato o di simulare di essere armato. Ecco, cos'è la forza, cos'è il coraggio, cosa sono queste cose. Perché l'adolescenza è un momento molto particolare, fantastico, straordinario, ma anche di grande fragilità. E ora, quando nella vita viviamo momenti di fragilità, spesso l'illusione è di vincerli pensando di essere forti esternamente, pensando di farsi vedere forti, pensando magari che un surplus di aggressività possa compensare invece delle fragilità che sono più di identità, di percorso psicologico. Ecco, di questo credo con i ragazzi si debba parlare proprio oggi, prendendo lo spunto da quello che è capitato, senza lanciare allarmi eccessivi. Ecco, non siamo una frontiera di qualche stato americano in cui purtroppo i problemi di armi vere sono ordine del giorno, non dobbiamo mettere metal detector all'interno delle scuole o avere gli sceriffi, ci mancherebbe altro, però una riflessione con i ragazzi credo che vada fatta per prendere spunto e cercare di farli ragionare. Una riflessione che devono fare anche i genitori, chiaramente, perché poi la vigilanza sui ragazzi è un compito educativo importante, ce l'ha la scuola finché sono a scuola, ma poi il compito educativo principale, prioritario, ce l'hanno i genitori a casa nelle famiglie. Ma in una situazione del genere, un professore come si deve comportare per fare del bene al ragazzo? Ma credo che l'insegnante innanzitutto deve come dire, eliminare ogni fonte di pericolo, quindi prima di tutto la sicurezza. In questo caso il pericolo oggettivo non c'era. E poi deve, secondo me, cercare di traspunto da tutto ciò che capita a scuola, sia gli eventi più positivi sia anche quelli invece connotati più negativamente, per fare educazione, per far pensare ai ragazzi, per renderli autonomi e renderli adulti che possono sentirsi sicuri nel mondo anche senza girare armati, anzi più sicuri se non girano armati e se le armi le lasciamo utilizzare alle forze dell'ordine che sono lì apposta per proteggerci. Quanto è cambiato il ruolo del professore oggi? Ma il professore cambia continuamente perché cambiano continuamente le generazioni. La nostra purtroppo da poco mancata preside Miola usava dire che ogni 5 anni cambia una generazione e quindi il cambio dei ragazzi è sempre più frenetico. Di conseguenza chi lavora con loro, insegnanti, educatori, devono continuamente cercare di rivedere metodi, a volte anche i contenuti e soprattutto il rapporto educativo con ragazzi che non sono quelli di 5 anni fa. Grazie al nostro ospite Riccardo Poletto, se non ci sono altre domande vi restituisco la linea. Grazie davvero, grazie Sharon Di Carlo, grazie al tuo ospite, una vicenda che fa sicuramente riflettere, che deve far riflettere il mondo della scuola ma anche l'intera società, le famiglie in primis. Andiamo in provincia di Venezia con il fallimento del centro commerciale Tom a Santa Maria di Sala, agli arresti domiciliari 3 ex amministratori, sequestrati anche quasi 7 milioni di euro. 3 arresti domiciliari. Aperto un nuovo capitolo nell'inchiesta sul fallimento del centro commerciale Tom di Santa Maria di Sala. Su delega della Procura di Venezia, infatti, la Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 3 indagati. Arrestati 3 ex amministratori di Mira, Castelfranco Veneto e Lignano Sabbiadoro, tutti legati con vari ruoli alla società del centro commerciale Tom. Dopo un primo rigetto da parte del GIP a seguito dell'impugnazione della Procura, la misura cautelare è stata invece disposta dal Tribunale per il riesame ed ora confermata dalla Corte di Cassazione. Una complessa attività investigativa diretta dalla locale attività giudiziaria che ha permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli amministratori sia di consentire alla Procura di richiedere al Tribunale il fallimento della società. Oltre agli arresti, disposto il sequestro preventivo per quasi 7 milioni di euro, provvedimento già eseguito a giugno dello scorso anno, permettendo di cautelare 11 immobili nelle province di Venezia, Udine e Treviso, 3 automezzi, quote societarie e disponibilità finanziaria riconducibili agli indagati. C'è anche una condanna per sfruttamento del lavoro tra quelle decise dal Tribunale di Venezia contro alcune aziende albanesi che avevano lavori in subappalto dalla Fincantieri di Marghera.
Sfruttamento dei lavoratori e false fatture. È arrivata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia la sentenza di primo grado con rito abbreviato su una serie di episodi che riguardavano alcune società che lavoravano in subappalto per la Fincantieri di Marghera, società gestite da imprenditori di nazionalità albanese, e per questo definito il filone albanese di un'inchiesta molto più ampia che prevede anche un cosiddetto filone bengalese legato appunto a ditte subappaltatrici di quella nazione e un'inchiesta che coinvolge anche dirigenti della Fincantieri. Per noi vuol dire molto, perché vuol dire che c'è qualche magistrato che incomincia a darci ragione, perlomeno i giudici che stanno certificando che c'è un sistema, noi definiamo marcio all'interno della Fincantieri, che non fa altro che ripercuotersi poi sulle condizioni di vita e di lavoro di centinaia e migliaia di lavoratori. Una sentenza che prevede 13 condanne per un totale di 17 anni di reclusione e contro la quale ovviamente potrà essere presentato l'appello. La sentenza prevede anche la confisca di oltre 1 milione di euro e la novità è una condanna per sfruttamento dei lavoratori. È un messaggio per i lavoratori che non bisogna mai mollare, che devono rivolgersi alle organizzazioni sindacali per far valere i loro diritti, e soprattutto l'importanza anche del messaggio che arriva, ripeto, anche alle imprese, che questi atti di illegalità non sono accettati. Gli imputati sono 9 albanesi e 4 italiani, tra cui un consulente del lavoro, assolto un albanese di 65 anni. Restiamo a Venezia. Ieri nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo i funerali di Giulia Ramelli, la veneziana 34enne maestra di sci morta travolta da una valanga sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo. Un sole caldo ha accolto questa mattina Giulia Ramelli per l'ultimo abbraccio profondo. Le cime delle montagne custodivano il suo sogno, diventato poi realtà, di essere istruttrice di sci. Venezia è sempre rimasta un pezzo del suo cuore. Così questa mattina la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo non è riuscita a contenere la commozione di tutta la città e di tanta gente arrivata fino al campo esterno a rendere omaggio alla giovanissima istruttrice di sci uccisa da una valanga che l'ha travolta sul Nuvolau sopra Cortina d'Ampezzo. In rappresentanza del sindaco di Venezia è intervenuto alla celebrazione il consigliere comunale Aldo Reato, il ricordo della presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano. Quando finisce il viaggio della vita di una persona, soprattutto quando è così giovane, è sempre difficile trovare le parole giuste, perché il primo sentimento che proviamo è un grande senso di vuoto e di smarrimento. La città di Venezia si unisce e partecipa con commozione al dolore della famiglia di Giulia e di tutti coloro che la amavano e che l'ameranno per sempre. La celebrazione è stata presieduta da Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'oratorio salesiano di Castello Leone XIII, dove Giulia è cresciuta e concelebrata dal parroco di Zampirolo. Nell'omelia Don Filippo si è rivolto come in una lettera a Gesù e ha richiamato il bisogno di Giulia di provare emozioni forti, il grande senso di libertà che la ispirava. Tutti si sono stretti alla famiglia. Poi il ricordo degli amici, l'omaggio del suo professore di italiano. Prima dell'ultimo viaggio in gondola, fino al cimitero di San Michele, in Isola, dove Giulia riposerà per sempre. Resti vivo in tutti noi il ricordo di questa giovane donna, la cui vita si è conclusa così tragicamente troppo presto. Sempre ieri a Castelfranco Veneto invece l'ultimo saluto a Marisa Rossi, mamma di Iole Tassitani, brutalmente uccisa nel 2007. Una delle prime cose che mi hanno detto Luisa, Rosa Maria, presentandomi la mamma, sia stata, e cito le parole testuali di Luisa, proprio questa qui. Mi hanno detto: ciò che mi dà forza è pensare che lei ora torna ad abbracciare la sua amata Iole. Una celebrazione semplice, piena di amici e conoscenti, ma anche cittadini vicini al dolore che ancora una volta colpisce la famiglia di Marisa Rossi Tassitani, già devastata per la drammatica vicenda di Iole, rapita e poi brutalmente assassinata nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa Michele Fusaro. Una vicenda che aveva scosso l'intera comunità di Castelfranco e che oggi si è stretta intorno ai familiari vistosamente provati da questa nuova perdita. Marisa, una donna forte fino all'ultimo respiro. Una donna coraggiosa, un vero pilastro per il marito Luigi, sia nel lavoro che nella vita, per tutta la famiglia, anche nei momenti più bui, nei momenti più duri, in questi ultimi 15 anni
Una donna riservata, dai modi gentili e garbati, mai sopra le righe, molto conosciuta a Castelfranco perché attiva nello studio notarile del marito Luigi, con cui era sposata da 58 anni. Nell'ultimo periodo era stata più volte ricoverata all'ospedale di Castelfranco ed era stata dimessa da poco. È spirata a 79 anni, immersa nell'abbraccio affettuoso dei suoi cari, che l'hanno accompagnata tutti insieme nel suo ultimo viaggio, stretti nel commovente abbraccio di una intera città che non li ha mai lasciati. Controlli contro gli incidenti stradali da parte della Polizia Stradale di Treviso, 70 veicoli e 76 persone controllate, di queste 12 sono risultate in stato di ebbrezza. In 4 casi questo ha avuto anche conseguenze penali. 2 automobilisti non si sono fermati all'alt imposto dagli agenti e premendo sull'acceleratore hanno cercato di allontanarsi, ma immediatamente sono stati raggiunti, controllati e sanzionati per aver creato pericolo e generato allarme. Dai controlli poi è emerso che una donna residente nel Padovano guidava con una patente apparentemente emessa da autorità estere. Il documento invece, dopo una serie di riscontri tecnici, era contraffatto. L'automobilista è stata segnalata per falsità materiale commessa dal privato, un'ipotesi di reato che prevede fino a 2 anni di reclusione, mentre la finta patente è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questi insomma sono i servizi che continueranno anche nei prossimi giorni proprio per contrastare un fenomeno che nella Marca ha segnato davvero moltissime vittime, ed è quello degli incidenti stradali. Ci fermiamo, c'è il meteo e poi la pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento. La fase meteo di stampo invernale entra nel vivo sul nostro territorio. Bel tempo e clima freddo. Il dettaglio di sabato 21 gennaio. Sul Veneto non sono attese precipitazioni, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, con cielo poco o parzialmente nuvoloso, venti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti e sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Temperature in lieve calo, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra i 4 e i 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei monti. Altrove tanto sole e cielo sereno. Soffierà bora molto forte sulla costa. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con velature e locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime sotto zero, massime sui 2-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, ce ne siamo accorti tutti andando a fare la spesa di come i prodotti siano aumentati negli ultimi mesi, c'è da capire il perché i prezzi siano saliti, nonostante anche i commercianti a dettaglio cerchino di mantenere i prezzi stabili per anche mantenere la clientela storica, ma non sempre è possibile perché bisogna fare i conti con gli aumenti delle bollette, ma anche la materia prima che costa di più e alle volte viene anche a mancare. Cerchiamo di fare il punto per quanto riguarda una categoria molto importante per la nostra realtà ed è quella delle macellerie. Saluto Umberto Targhetta, FIDA Confcommercio Treviso e storico macellaio, generazioni e generazioni di macellai di Castelfranco, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, no è corretto, di Castelfranco. Perfetto, esatto. Grazie, buongiorno signor Targhetta. Allora cerchiamo di capire innanzitutto
Qual è la situazione per quanto riguarda gli aumenti? Partiamo magari dal caro bollette. Voi avete delle celle frigorifere che sono fondamentali, che però insomma consumano non poco. Confermo. La nostra attività purtroppo ha dei costi fissi dovuti proprio alle bollette, alla gestione delle nostre attività, che sono importanti, perché una macelleria ha innanzitutto non una cella ma un banco frigo, più celle. A volte ovviamente c'è il forno, ovviamente c'è l'abbattitore e tutte quelle, il segaossi piuttosto che tutte queste attrezzature comportano un grande consumo di energia, e l'energia, dati alla mano, siamo passati nel giro di poco più di un anno a più che raddoppiare le nostre bollette. Più che raddoppiare vuol dire che se una volta una bolletta media poteva essere di 500-600 euro al mese di una nostra attività media, siamo passati tranquillamente a 1.500 euro solo di corrente elettrica. E questo la dice lunga, insomma, su quello che possa essere poi le difficoltà che le nostre attività in questo momento stanno andando incontro. Spegnere le celle però non è possibile. C'è chi magari cerca di ridurre magari nel fine settimana lasciandone una aperta. È possibile questo? Ci stiamo ingegnando in qualsiasi altro modo, vuol dire magari il fine settimana di spegnere una cella, magari di fare il forno, farlo funzionare magari un giorno in meno, e cercare di ottimizzare al massimo ogni possibilità e ogni fonte di consumo. Proprio questa cosa qui è nel nostro DNA, il voler ottimizzare, però chiaramente in questo momento siamo messi veramente a dura prova da questo punto di vista, e si prova a fare quel che si può. Si chiude una cella e la domenica si tende a tenere le porte ovviamente chiuse e non far consumi, e si chiude alla sera il banco frigo, che prima magari lo lasciavamo con dei prodotti dentro, adesso alla sera si spegne tutto. Sono dei comportamenti che in qualche modo cerchiamo di attuare per andare incontro a questo momento storico, insomma, per non far ricadere dei costi ulteriori alla fine ai nostri clienti, che non sono consumatori, sono amici, sono clienti, sono gente che viene a fare la spesa da noi da molti anni, e ci siamo in difficoltà a proporre certi prezzi, siamo in difficoltà, ecco. Era proprio il discorso, perché poi alla fine la conseguenza è quella di far ricadere sul cliente, sull'amico cliente, aumentando i prezzi. Ma c'è anche un'altra problematica che riguarda il reperimento della materia prima, della carne, nel senso che ne abbiamo parlato in questi spazi di come molte stalle, molti allevamenti si siano trovati costretti a chiudere perché i costi erano aumentati, perché si fa anche fatica a reperire il cibo da dare agli animali, e con poi scenari che adesso lei ci spiegherà, nel senso che insomma i piccoli allevamenti che eravamo, dai quali voi andavate a rifornirvi, un po' stanno scomparendo? O è il rischio? Le porto solo un dato, che da inizio anno, quindi qualche giorno sostanzialmente, già 6-7 stalle nella nostra zona hanno deciso di non reinstallare ancora. Il perché? Cosa vuol dire non reinstallare? Magari per chi non sa, vuol dire mettere dei nuovi capi piccoli nella propria stalla per poter poi portarli a maturazione e portarli poi alla vendita. Il perché? Due motivi fondamentali. Uno è l'acquisto appunto del bestiame, che di solito avviene, la stragrande maggioranza delle volte arriva dalla Francia. Basta parlare, perché sono bovini di pregio, di alto pregio. Allora, un bovino mediamente poteva costare 1.000 euro, siamo arrivati a 1.300, 1.400, 1.500, e stiamo parlando di un vitellino piccolo da ristallo. Ma la cosa ancora maggiore è poi il mantenimento di questi animali nelle stalle, perché i costi dei mangimi e in generale di tutto ciò che necessita i nostri bovini, i nostri maiali piuttosto che vitelli, sono aumentati minimo del 50%, ma molto spesso del 70%. Questi sono numeri reali. Capisce anche lei che vuol dire che gli allevatori, piccoli allevatori e piccole stalle, lavorano in perdita, perché poi il prezzo finale non può essere al di fuori di un certo range, perché poi arriva carne dall'estero,
che calmiera un prezzo, eccetera, eccetera. Quindi sono costretti a malincuore a chiudere stalle. Questo sarà un problema da oggi in poi, nel senso che la merce locale, quella di alta qualità, quella che siamo abituati a proporre alla nostra clientela, alla nostra città, tutte le città, potrebbe in futuro avere qualche problema di reperibilità. Ecco, questo è un dato. Rischiamo di non avere poi la carne buona. La carne locale. Si rischia poi di dover per forza approvvigionarsi in strutture molto grandi. Cosa intendo molto grandi? Dove si lavora un po' a catena di montaggio, intende. Non siamo abituati noi piccoli macellai di paese a lavorare con strutture di quel tipo lì. Non abbiamo neanche una capacità poi contrattuale per andare lì in queste enormi strutture a chiedere 1 o 2 capi o il maiale singolo, perché è da grandi strutture. Noi siamo abituati a lavorare con piccole strutture locali. Questa è stata la forza del nostro territorio in Veneto. E tutto questo, bisogna che questo meccanismo abbia una fine, bisogna che si riparta con questo meccanismo, perché è stata la forza di tutta la filiera alimentare della carne nel nostro territorio. Questa filiera deve continuare, bisogna trovare gli strumenti a livello politico, a livello amministrativo, di far ripartire una filiera che non può essere interrotta. E lo dico soprattutto per il consumatore, per il cliente finale, perché così ha delle garanzie, altrimenti entriamo in un mondo enorme di grande distribuzione di mercato estero, che poi lì io non so dire quanto controllata sia la cosa. Ecco, tutta un'altra cosa con la nostra carne. Sappiamo quanti controlli vengono fatti nel nostro paese per garantire la qualità e molto probabilmente questo non c'è negli altri paesi. Lei parlava di anche una contrattazione, una tra virgolette, doppie virgolette, una concorrenza sleale, perché poi ci sono anche le grandi distribuzioni che si trovano ad andare dei piccoli allevatori a chiedere i capi, proponendo naturalmente prezzi più elevati che poi con cui dovete fare i conti anche voi, e questo sicuramente vi mette in ulteriore difficoltà. Addirittura i grandi, come ha detto lei, i grandi distributori tendono ad acquistare intere stalle e a farle in qualche modo diventare loro stalle, e il contadino, l'allevatore di turno, presta solo la sua manodopera, non è più proprietario della propria stalla, si renda conto. Cioè non è, lui ha la stalla in proprio, ma non è più sua, è stata in qualche modo ceduta, affittata o un tipo di questa cosa qui a un grande distributore. Cosa succede? Basta, il prezzo lo decide lui, non c'è più trattativa, non c'è più negoziazione, non si può neanche più chiedere che il capo venga allevato in un certo modo, secondo un'alimentazione al più naturale possibile, secondo certi criteri. No, a quel punto è il grande distributore che decide come e cosa portare avanti. Quindi questo resta un altro punto di domanda che politicamente, amministrativamente bisogna risolvere. Ecco, è necessario farlo prima che sia troppo tardi. Signor Targhetta, ne abbiamo detto generazioni e generazioni, se non ricordo male quando ci siamo sentiti lei diceva che il nonno o forse addirittura il bisnonno avevano questa... Il bisnonno. Il mio bisnonno ha fondato la macelleria a Castelfranco Veneto, sì. E quindi come avete visto cambiare la vostra attività nel corso degli anni? Dove andremo? Ne aggiungo una domanda: e quali scenari lei teme o immagina alla luce di tutto quello che ci ha raccontato? Ecco, allora, da dove arriviamo? Arriviamo da un negozio tradizionale che ha sempre accontentato al massimo ciò che era la richiesta di un paese, di una città, insomma, come Castelfranco Veneto e anche dei dintorni. Le generazioni si sono susseguite con un cambiamento di volta in volta di modi, di costumi, di assortimento, di presentazione dei prodotti, però stando sempre presenti che gli acquisti venivano fatti sulle stalle del nostro paese o nei dintorni, perché quello era l'unica vera linea conduttrice in tutte queste cose. Adesso tutto questo, lei alla seconda domanda, è un problema, perché io auspico che tutto questo che sta succedendo, che è successo nell'ultimo anno, possa veramente avere un termine,
perché non possiamo prescindere da quella qualità e da quel discorso che si faceva prima, perché solo quello è veramente garanzia per i nostri clienti. Non sono certificazioni, non sono bollini, intendo vari, no, qui è solo il proprio commerciante, macellaio di fiducia che rappresenta la vera garanzia, e tutto questo può esistere solo se funziona così la filiera, altrimenti non ci può più essere garanzia. Io metto un po' in allarme a questa cosa qui. Finché esistiamo noi piccoli che garantiamo il nostro prodotto in maniera totale, dalla nascita alla fine alla vendita e all'igiene, alla lavorazione, allora le cose funzionano. Altrimenti non ci sono bollini che tengano, non ci sono certificazioni che tengano. Questo bisogna arrivare a fare e capire. Finché funziona così il Veneto può essere salvato e tenuto su dal nostro punto di vista. C'è bisogno insomma di un intervento a livello nazionale perché questo venga tutelato. Confermo, sì, è necessario. Umberto Targhetta, io la ringrazio davvero tantissimo perché abbiamo fatto un'analisi davvero molto chiara e insomma sappiamo quanto siano importanti i negozi al dettaglio, il negozio di quartiere, ormai è un termine che non sentiamo più, ma sono una garanzia di sicurezza, però il rischio è quello che pian piano la filiera venga meno e che quindi anche realtà come le vostre vengano meno, ma insomma si stringe i denti da buoni veneti e si cerca di continuare a dare risposte ai propri clienti e amici come lei li ha chiamati, senza poi andare a decidere sui prezzi, che anche questo in questo momento non è poco. Grazie davvero. È quello che stiamo cercando di fare. Non si toccano i prezzi, si va avanti così. Si soffre, si cercano nuove opportunità, ci si impegna di più, si lavora un'ora di più. Non c'è una cassa integrazione per noi commercianti, esiste soltanto un impegno maggiore, un dedicarsi totalmente a questo nostro servizio. Basta, tutto qui. Grazie davvero per il suo intervento, è stato molto importante. Grazie ad Umberto Targhetta, FIDA Confcommercio Treviso, storico macellaio di Castelfranco. Grazie ancora per il suo intervento e buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie davvero. E insomma è questa un'analisi in più su quelli che sono tutti i rincari. Avete capito, non ci sono solo il caro bollette, ma c'è anche i rincari della carne e si cerca di far fronte a questi aumenti senza toccare poi il prezzo finale del cliente che va nelle macellerie. Continuiamo con la cronaca, diamo subito un aggiornamento molto importante dal sito del Corriere. Vi avevamo dato notizia di quell'imbarcazione ribaltata in Kenya, sono salvi 6 italiani che risultavano dispersi. Un'imbarcazione turistica si era ribaltata dopo essere stata colpita da un'onda anomala, 6 italiani mancavano all'appello e come si era ipotizzato sono rientrati a bordo di altre imbarcazioni intervenute in soccorso. Dunque la situazione, l'allarme iniziale è rientrato, ci sarebbero però delle vittime tra i 40 turisti a bordo dell'imbarcazione finita travolta da un'onda anomala. Parliamo della tragedia, la tragedia sulla Marmolada, le vittime sono ancora sotto le macerie, a dirlo ai nostri microfoni Severino Campagnaro, padre di Erika, una delle 11 vittime del ghiacciaio. Sono convinto che sono ancora sotto quelle macerie gli 11 morti. Sono convinto che sono ancora là sotto. Occhi commossi, un ricordo lucido e parole perentorie, quelle di Severino Campagnaro, padre di Erika, travolta lo scorso 3 luglio dalla furia della Marmolada, insieme ad altre 10 persone, tra cui il marito, compagno di una vita, Davide Miotti. Quella maledetta domenica era lì Severino, seduto nella sua poltrona davanti alla TV, quando ha sentito il nome di sua figlia e del genero tra i dispersi. Un déjà vu che non lascia scampo alla disperazione e alla rabbia, dopo che la Procura di Trento, lo scorso 12 gennaio, ha richiesto l'archiviazione del caso. E avvolto dalla delusione, oggi il ricordo di Severino Campagnaro ritorna lì, a 20 giorni dalla tragedia. Siamo andati dopo 20 giorni a ritirare le casse funerarie. Sono stato molto deluso. Erano dentro un container frio, dove abbiamo dovuto aspettare, forse è arrivato un carabiniere che posso anche ringraziare, e solo lui. Non c'era nessuno. Avevo chiesto se potevo vedere cosa c'era dentro. Questo non me l'hanno permesso. E perché non hanno fatto le casse magari con vetro
per vedere se uno si sentiva di voler vedere, di vedere cosa c'era dentro. Una domanda a cui Severino non trova ragione e risposta, se non mantenendo vivo il ricordo di Erika e di Davide. Ho fatto costruire una croce con i nomi di Erika e Davide, alta 1,5 metri di acciaio, e la porterò lì sulla Marmolada. E queste insomma le dichiarazioni, la voce sofferta del padre di una delle vittime della Marmolada, perché insomma le ricerche si ritrovino i corpi. Ci spostiamo a Vicenza. Ieri pomeriggio in prefettura si è tenuto un lungo incontro tra i sindacati dei vigili e il comune per risolvere il tema dell'orario prolungato nei fine settimana. Sentiamo com'è andata. Niente da fare, in prefettura non arriva l'accordo. Da una parte i vigili, dall'altra il comune che da novembre ha portato gli agenti di polizia locale nei quartieri e sulle strade di Vicenza ogni venerdì e sabato fino alle 3 di notte. 2 ore in più per 2 giorni a settimana che hanno scatenato una guerra sindacale. I vigili hanno annunciato lo stato di agitazione che però nelle ultime ore stava andando verso una soluzione. L'amministrazione sarebbe stata pronta a coinvolgere solo gli agenti under 60 a cui non sarebbero più state chieste 2 ore in più, ma una sola, il venerdì e il sabato, e soltanto da maggio a settembre, quando le giornate sono più lunghe e la movida è più vivace. In più, gli interventi sarebbero stati smistati in base alla competenza alla polizia locale, alla polizia stradale e ai carabinieri. Una proposta che oggi è stata portata ai vigili dai sindacati in 2 assemblee che si sono tenute, una stamattina, l'altra nel pomeriggio. Poi il summit in prefettura, dove lo stato di agitazione è stato confermato. Dunque l'accordo tra sindacati e comune di Vicenza sarebbe andato all'aria. Confermato anche lo sciopero annunciato dalla polizia locale per lunedì 23 gennaio in piena fiera dell'oro. Il prefetto dunque probabilmente precetterà gli agenti che serviranno per garantire l'ordine e la gestione della viabilità. La guerra tra vigili e comune di Vicenza va avanti. Saluto il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern. Grazie sindaco per essere con noi, buongiorno, buon sabato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora sindaco, gioie e dolori, sto scherzando nel senso che parleremo tra poco della grande stagione turistica per quanto riguarda Asiago, che si conferma essere una delle mete preferite a livello nazionale per questa stagione invernale. Cercheremo di capire quelle che sono state le carte vincenti. Prima però vorrei parlare di quelle che sono le difficoltà, ne abbiamo parlato spesso con i suoi colleghi sindaco, le difficoltà per un 2023 che inizia come se era chiuso 2022 con conti da fare, bilanci da rispettare, risorse che sappiamo essere sempre meno per quanto riguarda i comuni, costi che aumentano e risposte che vanno date alla cittadinanza a partire dalle opere pubbliche. Qual è la situazione per la sua realtà, sindaco? Noi abbiamo avuto un aumento importante durante queste festività natalizie di turisti, questo è un dato assodato perché ci siamo riappropriati della stagione invernale, nel senso che abbiamo fatto importantissimi investimenti sull'impiantistica di risalita che era vetusta, che era superata, molto lenta, e abbiamo ripreso in mano una stagionalità invernale che mancava da anni ad Asiago. Questo è un dato incontrovertibile perché anche oggi siamo strapieni di gente perché nei fine settimana riaprono anche le seconde case, oltre ad avere anche avventori che salgono nel fine settimana per sciare sui nuovi impianti di risalita delle Melette, del Verena, del Caberlava, quindi c'è un grandissimo flusso turistico, c'è stata anche un'abbondante nevicata questo fine settimana, le temperature ci consentono di fare turismo ad importanti livelli. Ecco. Certamente questo però va di pari passo anche con una progettualità dell'amministrazione, perché noi abbiamo intrapreso ancora qualche anno fa un percorso di valorizzazione della nostra montagna in tutto l'arco dell'anno, cioè la famosa destagionalizzazione l'abbiamo portata avanti con grande determinazione, cercando di far affluire alla montagna di Asiago, all'altopiano di Asiago, tutti quei turisti, proprietari di seconde case e non, che non conoscevano il nostro territorio durante la bassa stagionalità. Penso ad esempio al mese di settembre, ottobre, novembre, dove abbiamo nel mese di settembre Made in Malga, ad ottobre il foliage, a novembre cominciamo con i mercatini natali, insomma tutta una serie di iniziative
che, come diceva lei, si fa sempre più fatica a finanziare con i bilanci comunali a causa di una riduzione sempre costante delle risorse, ma dobbiamo sempre sostenerle attraverso anche l'aiuto dei privati, i contributi che provengono dalla regione, dalla provincia. Quindi il lavoro nostro di amministratori, paradossalmente, al di là della programmazione, è anche quello di perdere ore e ore nella ricerca di finanziatori che possano essere sponsor privati, che sono legati al territorio e che danno una mano alla nostra montagna, che è una montagna che è cresciuta molto in questi anni, proprio grazie anche ad una politica molto forte, spinta verso la destagionalizzazione, non più la stagione estiva o invernale, ma si fa turismo tutto l'anno. Noi parliamo di sindaci equilibristi, nel senso che devono riuscire a mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, cercando di mettere le risorse laddove è necessario. Per quanto riguarda la vostra realtà, il turismo è una risorsa fondamentale. E dove si toglie, sindaco? Cioè, dove si vanno a reperire queste? Abbiamo capito l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, ma che cosa viene in qualche modo lasciato nel cassetto momentaneamente? Se viene lasciato qualcosa nel cassetto. Sì, allora, prima accennavo agli importanti investimenti che abbiamo fatto sull'impiantistica di risalita, no? Noi, come territorio di comune di confine, e nel senso che noi siamo confinanti con la provincia di Trento, possiamo usufruire di un fondo, il cosiddetto fondo dei comuni confinanti, che è un fondo costituito da 40 milioni della provincia di Trento e 40 della provincia di Bolzano, che viene destinato proprio ai comuni che sono limitrofi ai comuni delle province autonome. Questo ha permesso a noi di creare tutta una serie di infrastrutture, di finanziare un progetto di sviluppo turistico, che non è solo turismo, fare manifestazioni, ma anche implementare le dotazioni infrastrutturali che servono per tenere al passo con i tempi una stazione turistica importante come Asiago. Tant'è vero che noi da quest'anno siamo rientrati nelle classifiche delle più importanti stazioni turistiche della montagna nazionale, perché abbiamo condotto investimenti che ci hanno portato ad uscire da quella situazione di obsolescenza nella quale eravamo fino a 15-20 anni fa. Ovviamente con i soldi del comune si può fare gran poco, nel senso che io ho un settore sociale come Comune di Asiago che è un'eccellenza. Io non posso togliere ai servizi sociali per finanziare manifestazioni turistiche. Quindi in questi anni abbiamo veramente fatto i salti mortali, l'ho fatto l'esempio prima anche nella ricerca di finanziamenti esterni, perché non volevamo toccare i settori più delicati, più sensibili della nostra comunità, e credo che chiunque potrà affermare che dal punto di vista delle politiche sociali del nostro comune sia stato fatto un grandissimo lavoro nel silenzio, però abbiamo dato risposte importanti. Penso ad esempio alle giovani coppie che hanno avuto dei bambini. Quest'anno abbiamo dato quasi 1.000 euro per ogni nuovo nato ad Asiago. Credo che questa sia una politica molto importante che deve tener conto appunto anche che ci sono delle persone che hanno bisogno, a fianco anche all'esigenza di investire costantemente nella sostenibilità economica, cioè bisogna avere una visione economica da un lato, ma anche tenere in considerazione quelle che sono le problematiche di una comunità complessa che vive in un'area depressa di montagna come la nostra. Certo che per fare questo bisogna realmente essere equilibristi, come dice lei, cioè bisogna avere una cognizione completa del bilancio ed avere anche la possibilità di spostare somme da una parte all'altra per poter far fronte anche ai sempre minori stanziamenti da parte dello Stato e alle sempre più evidenti esigenze di finanziarietà della nostra macchina burocratica, perché il Comune è una macchina molto complessa che bisogna saper fare andare, ecco. Quindi ci sono moltissimi settori, penso ad esempio al nostro patrimonio. Noi introitiamo quest'anno molti soldi dalla vendita del legname ancora che era residuo del ciclone Vaia. Questo ha permesso di finanziare delle attività del settore sociale, che è il settore che più percepisce finanziamenti derivanti dal patrimonio. Però giustamente non stiamo passando momenti facili, perché le amministrazioni pubbliche con i soldi dei singoli comuni non è che possano fare tanto salti mortali.
Ecco, Sindaco, noi parlando con dei suoi colleghi ci dicevano ma magari ho dovuto un attimo congelare l'intervento in quella scuola, l'asfaltatura di quella strada, l'intervento di quel palazzetto, anche lei ha dovuto in qualche modo lasciare da parte dei progetti che magari speravate di poter attuare in questi anni perché le risorse sono state deviate, spostate altrove? È esattamente proprio questo uno dei dati più importanti sui quali noi abbiamo concentrato la nostra attenzione, cioè il fatto di dover finanziare delle opere sulla base anche della loro cantierabilità, nel senso che per realizzare un'opera pubblica, nella pubblica amministrazione, i miei colleghi sindaci lo sanno benissimo, è una cosa pazzesca, uso questo termine perché all'uomo comune non è per l'uomo comune non è facile entrare nei meccanismi della finanziarietà e della progettualità di un'opera pubblica. Cioè per vedere realizzata un'opera pubblica, se la pensi oggi, la vedi realizzata tra 5 anni, no? Sempre se tu hai anche la capacità di reperire le risorse. Quindi gli spostamenti che facciamo all'interno del bilancio in relazione alle risorse comunali sono legati anche ai tempi della realizzabilità dell'opera, perché se io penso oggi a un'opera pubblica devo elaborare uno studio di fattibilità e quindi devo fare una gara per l'affidamento di un incarico di progettazione, devo poi fare uno studio preliminare, di progettazione preliminare, anche qui devo fare una gara di progettazione, che la maggior parte delle volte non abbiamo affidamenti diretti di progettazione, abbiamo poi il progetto definitivo, il progetto esecutivo e solo dopo il progetto esecutivo si arriva alla gara d'appalto. Quindi la destinazione delle risorse, come dice lei, molto spesso anche organizzata in relazione alla cantierabilità delle opere pubbliche, alla loro realizzabilità, perché se ho un progetto pronto che è esecutivo, accantono le risorse di un avanzo di amministrazione, ad esempio, per poter realizzare quel progetto. Se però ho un ritardo sulla cantierabilità, chiaro che destino queste risorse per finanziare altre opere. Che poi le materie prime aumentano e quindi quell'opera avrà anche un costo maggiore, perché sappiamo... Questa cosa qua a noi ha creato gravissimi problemi perché l'aumento dei prezzi, l'inflazione che stiamo vivendo, ha praticamente cancellato 2 appalti che avevamo appena affidato, cioè abbiamo dovuto reperire da una parte altri 250.000 euro, dall'altra parte abbiamo dovuto modificare un progetto, abbiamo dovuto ridurlo perché con le risorse che avevamo non potevamo appaltarle. Quindi abbiamo appunto la retrocessione dagli appalti delle ditte che in relazione ai tempi della burocrazia non riescono più a far fronte agli aumenti dei prezzi. E questo è un problema che non abbiamo solo noi come Asiago, ma che hanno in tutta Italia, perché mi confronto con tutti i sindaci, non soltanto del Vicentino ma anche fuori Vicenza, e ognuno di noi ha questi problemi, perché quando noi decidiamo di realizzare un'opera pubblica e andiamo in cerca di un finanziamento, supponiamo 1 milione di euro, io impegno 1 milione di euro per realizzare un'opera pubblica, ma se poi l'opera pubblica mi costa 1,2 milioni, capite bene che questo va a scompaginare tutti i passaggi della burocrazia e di conseguenza rallenta anche la realizzazione dell'opera. Assolutamente sì, ce l'hanno confermato. Veniamo però agli aspetti positivi, quelli di cui ci ha parlato lei, quindi questo boom della presenza turistica ad Asiago. Il vostro obiettivo è quello di fare di Asiago una meta turistica 12 mesi all'anno. Quali sono state le mosse vincenti? Naturalmente questo intervento sugli impianti, questa sinergia tra pubblico e privato e poi tanti eventi, Sindaco. Sì, noi abbiamo, da quando sono stato eletto, abbiamo l'amministrazione, i miei collaboratori hanno lavorato assiduamente per dotare Asiago di un master plan, cioè un piano di sviluppo che potesse guardare anche ai prossimi 20-30 anni. Per fare questo, grazie anche alle sinergie delle precedenti amministrazioni, abbiamo messo in moto la macchina burocratica e abbiamo reperito finanziamenti importanti, penso ai circa 18-19 milioni di euro che abbiamo investito nell'impiantistica di risalita a Gaglio e a Roana, nel senso che Asiago non è solo il suo comune, ma è come dire, un altopiano che non ha confini nella visione del turista. Quindi noi abbiamo fatto investimenti, grazie anche alla sinergia con gli altri comuni, in altri comuni che hanno reso possibile
un indotto economico importante come si è verificato in questa stagione invernale. Logicamente la grande svolta del turismo è stata legata anche ad una visione diversa, no? Di concepire il territorio e la sua declinazione ambientale, la sua ricchezza straordinaria di aspetti naturalistici che sono la chiave di volta per crescere nel turismo. Non abbiamo puntato solo sull'estate e sull'inverno, ma come dicevo abbiamo puntato sulle produzioni agroalimentari. Le faccio l'esempio Made in Malga, che è l'evento più importante di formaggi di montagna a livello nazionale. È un evento che attrae dalle 70 alle 80.000 persone e viene a coprire tutto il mese di settembre, che era un mese di tradizionale bassa stagionalità turistica, cioè non avevamo turisti a settembre. Ad ottobre avevamo invece il foliage, che anche questo era un periodo morto, abbiamo deciso di puntare sui colori dell'autunno. A Natale invece, a novembre, siamo i primi a livello nazionale che partono con i mercatini. Quest'anno tutte le reti nazionali hanno parlato del nostro mercatino, ma perché c'è anche un grande investimento nella promozione, nella comunicazione a livello nazionale, oltre che locale, che ci permette anche di avere un riposizionamento di clientela che non è soltanto la clientela del Veneto, ma una clientela che proviene da tutta Italia da qualche anno. È aumentato anche il numero delle notti di permanenza media negli alberghi e questo qui è un sintomo di una grande ripresa, così come la ripresa noi la notiamo nella maggiore utilizzabilità delle seconde case che abbiamo, perché sono tantissime, e il grande impegno che abbiamo profuso in questi anni era proprio quello di rendere possibile l'apertura anche un giorno in più all'anno di tutte queste seconde case, che sicuramente avrebbe prodotto un vantaggio economico su tutto il territorio. E ci siamo riusciti. Adesso stiamo programmando per i primi di febbraio Arte in Ciocche, che è un evento dedicato al cioccolato. Avremo quest'anno la Parodi che verrà a presentarlo e si terrà il primo fine settimana di febbraio, mentre dal 10 al 12 abbiamo un evento tradizionale bellissimo che viene fatto sulla neve, che si chiama Asiao Fiocchi di Luce, che è uno spettacolo di 3 serate di fuochi d'artificio a ritmo di musica dedicato al tema dell'aurora quest'anno. La prima serata la dedicheremo anche all'inaugurazione dell'impianto di risalita nuovo che abbiamo installato al compressore del Caberlava, e faremo una serata dedicata alla storia dello sci e alla storia dell'inverno sull'altopiano. Insomma, una proposta per tutti i gusti, proprio per dare quelle risposte a qualsiasi tipo di turismo. Sindaco, io la ringrazio davvero tantissimo, grazie per il suo intervento, grazie per averci raccontato un po' di più di Asiago, grazie al sindaco Roberto Rigonister, sindaco di Asiago. Buon lavoro naturalmente per questa stagione, poi torneremo in primavera ad aggiornarci per capire come è andata. Grazie davvero sindaco, buon lavoro e buon fine settimana, fine settimana di turismo, grazie davvero. E adesso invece ho visto un'immagine che è una cartolina, andiamo sul Nevegal. Saluto Alessandro Molin, presidente Nevegal 2021, alle sue spalle una pista innevata, insomma la neve è tornata, presidente, dopo che si era fatta desiderare. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'opportunità che ci date. Come giustamente ha detto lei, finalmente insomma, è arrivata la neve e soprattutto sono arrivate le temperature che ci hanno permesso di rimettere in funzione tutto l'impianto di innevamento artificiale, che diventa sicuramente la cosa più importante per poter poi garantire l'innevamento che poi durerà fino a fine stagione. Lei mi diceva, quando ci siamo sentiti, mi diceva se penso a come era la settimana scorsa sembra di essere in un altro posto, perché voi la settimana scorsa siete stati costretti a chiudere per un paio di giorni perché mancava la neve. Sì, non solo perché mancava, ci sono state 2 notti di freddo, abbiamo, dopo aver tirato al limite con quella poca neve che era venuta dal cielo e quel po' che siamo riusciti a sparare, perché prima di Natale le temperature sono stati 2 o 3 giorni di freddo e quindi le stazioni come la nostra, come ho sentito prima anche l'altopiano, abbiamo sofferto un po' di più rispetto alle Dolomiti Bellunesi, che per quanto sia stato un inverno difficile hanno avuto un po' più fortuna di noi a livello. Però diciamo che la stagione è andata bene, che il Natale comunque con quella poca neve che c'era al campo scuola e una sola pista aperta, le presenze sono state insomma
più che accettabili, ecco. Quindi anche la scuola di sci ha lavorato molto bene, di più dell'anno scorso, eravamo completamente pieni. Per quanto riguarda invece l'utente che deve sciare, l'offerta era veramente, devo dire, limitata e sono stati bravi comunque a venire lo stesso. Adesso la situazione, come ben potete vedere, è completamente cambiata. Ecco, ha fatto 30 Vediamo la foto che lei mi ha girato ieri di questo paesaggio innevato, quindi insomma la situazione è finalmente tornata a quella che deve essere. Esatto, devo dire che oggi è un pienone di gente che non l'aspettavamo neanche, insomma, ecco, quindi oggi c'è anche una manifestazione in collaborazione con Radio Company, con dei gadget, facciamo un po' di giochi con i ragazzini, facciamo un po' di omaggi per gli ski pass, e già questa mattina alle 9 non si trovava più un posto, insomma, ecco. Quindi diciamo che è un'altra stagione sofferta, Presidente, perché insomma venite dall'anno della pandemia in cui gli impianti erano chiusi, si è ripartiti poi con poca neve, quest'anno deve essere davvero la stagione della vera e propria ripartenza, se Madre Natura vi aiuta. Esatto. Purtroppo, come tutti quanti 2 anni fa siamo rimasti chiusi, almeno parzialmente, abbiamo comunque dato il servizio per gli sciatori agonisti, in cui la FISI aveva dato questa deroga per poter sciare. Lo scorso anno è stato un anno, devo dire, positivo, molto positivo, ci ha permesso comunque di partire a inizio stagione con oltre 1500 stagionali fatti, quindi vuol dire che la gente ci ha dato fiducia e adesso finalmente possiamo un po', diciamo, ripagarli dando un servizio che finalmente sia all'altezza dell'offerta che deve essere, insomma, ecco. Con oggi abbiamo aperto tutta anche la parte alta, domani apriremo un'altra pista ancora e quindi poi insomma dovremmo essere quasi ok con tutto quanto, insomma, ecco. Quindi adesso siamo in una situazione finalmente di come vedete qui alle mie spalle c'è un percorso che è segnalato con delle bandierine ed è un percorso riservato agli sci alpinisti e devo dire che anche questo, insomma, è una cosa che funziona veramente tanto, insomma, ecco. Quindi non è solo sci alpino ma anche sci d'alpinismo, sci di fondo, camminate con le ciaspe e quant'altro. Presidente, quanto gli aumenti stanno incidendo per quanto vi riguarda? Sappiamo che si è cercato il più possibile di mantenere abbastanza stabili i prezzi degli ski pass, nonostante insomma incida anche sulla vostra realtà gli aumenti, il caro bollette. Purtroppo, come per tutte le stazioni, il caro bollette influisce tantissimo. Adesso noi abbiamo ancora un contratto di fornitura elettrica che termina con fine gennaio, quindi anche per quanto riguarda la produzione di neve artificiale, che devo dire chiaramente influisce tanto per quanto riguardano i costi fissi, dobbiamo cercare di terminare con fine gennaio in modo poi da sfruttare il più possibile la stagione per quanto riguarda questo, insomma, ecco. Possiamo dire da questo primissimo bilancio che sarà una stagione positiva per quanto vi riguarda? Sì, una stagione positiva. Chiaramente il gap che paghiamo di Natale, avendo avuto poca neve, soprattutto poco freddo, per quanto riguarda gli impianti, quel gap lì non si fa fatica a recuperare. Speriamo solo di avere fortuna nei weekend, perché chiaramente essendo la prima stazione del Veneto, partendo da Venezia, venendo in su, qui la gente si ferma volentieri, poi è la meta turistica per quanto riguarda le famiglie, i bambini, la scuola di sci, le scuole. Anche durante la settimana, da questa settimana abbiamo tutto il pienone, perché iniziamo a lavorare per 5-6 settimane con le scuole materne, sia della Valbelluna che fuori, che con le scuole primarie di secondo grado. Di che perdite parliamo in termini percentuali, se è possibile fare una stima guardando alla situazione del periodo di Natale? Ma diciamo che quello che è perso il Natale è perso, adesso poi potremmo forse anche con un po' di fortuna recuperare qualcosa strada facendo, quindi secondo me i bilanci bisogna sempre chiuderli a fine stagione. In questo momento si fa fatica a capire quanto abbiamo perso. In prevendita siamo andati sopra, diciamo, abbiamo avuto un plus. A Natale sicuramente un 30% in meno per quanto riguarda non le presenze, perché le presenze erano buone, gli incassi, perché poi abbiamo dovuto anche lavorare con un prezzo di ski pass ridotto, avendo un'offerta giustamente inferiore di quello che era la proposta solita, e quindi, ripeto, dipenderà moltissimo da come andrà la stagione, soprattutto il tempo, il meteo. Più che venga neve, che faccia bel tempo, da qua in avanti abbiamo bisogno, più che venga neve, che ci sia bel tempo, soprattutto nei weekend in cui sicuramente è una delle mete ambita da parte
del Veneto, insomma. Infatti oggi è veramente un pienone. Questa mattina alle 8:30 c'erano già almeno 200-300 sciatori in fila per ripartire con tanta voglia, quindi vuol dire che la voglia di venire in Nevegal c'è. C'è la voglia di tornare a sciare e quindi insomma è importante che collabori la natura e quindi la neve e le temperature insomma consone a quello che è il periodo che stiamo vivendo. Presidente, io la ringrazio davvero tantissimo, grazie per averci regalato questa cartolina, questa fotografia del Nevegal, immagini bellissime, le vediamo alle sue spalle, grazie davvero e allora a questo punto torniamo ad aggiornarci per fare un bilancio. Io voi potete vedere anche è tutto pieno di macchine, di gente e quindi insomma devo dire che le cose stanno andando molto bene. Presidente, che non riguarda solo gli impianti di risalita ma riguarda poi anche bar, ristoranti, tutte quelle attività che ruotano intorno alle località di montagna e quindi significa far ripartire tutto un intero settore. Assolutamente. La montagna, il prodotto che porta alla montagna, noi siamo una stazione, io dico sempre la stazione turistica di Belluno è il Nevegal, siamo a 5 minuti da Belluno, abbiamo la fortuna di avere questo colle a un'altitudine di tra i 1000 e i 1700 metri che in questi anni è stato più che uno svantaggio per la quota, un vantaggio perché è tutto a portata di mano, la gente parte da Belluno, viene su e di conseguenza l'indotto anche economico che poi si ripercuote nella città di Belluno è sicuramente altissimo. Voglio anche ricordare che il Nevegal ha 1500 unità abitative, quindi è una stazione turistica che quando c'è la neve e poi anche l'estate, poi la gente si riversa sulla città di Belluno portando chiaramente soldi alla città di Belluno e quindi economia, facendo economia. Assolutamente. Grazie davvero ad Alessandro Molini, Presidente Nevegal 2021. Buon lavoro per questa stagione invernale, speriamo che sia davvero buona e torneremo a fare il bilancio alla fine per capire com'è andata. Grazie davvero Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Meravigliosa cartolina dal Nevegal. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, continua la visita del ministro Urso in Veneto, oggi a Verona ha parlato ad un incontro dedicato al progetto di una piattaforma logistica per l'Ucraina. Il progetto tra Verona e Trieste è il primo tassello del piano per la ricostruzione che presenteremo in marzo in Italia con la partecipazione del governo ucraino e che sarà una grande opportunità, forse la più grande opportunità per le imprese italiane nei prossimi anni di crescita in Europa. Il ministro delle imprese del Made in Italy ieri ha fatto tappa prima a Vicenza, poi a Padova, ha parlato di vari temi, dalla mobilitazione dei benzinai al tema Intel e poi ha parlato anche di etichettatura del vino. Mi auguro che le associazioni dei benzinai comprendano l'esigenza del Paese e dei loro utenti e quindi rivedano questa decisione, come peraltro ha già fatto qualche associazione. Spera ancora in una retromarcia dei benzinai il ministro alle imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, in queste ore impegnato in una serie di eventi in Veneto. Insomma, per Urso lo sciopero degli impianti proclamato per il 25 e 26 gennaio può essere scongiurato all'insegna della trasparenza. Urso che ha ribadito l'unione di intenti dell'esecutivo, una coesione che non si è mai vista negli ultimi anni, ha detto la volontà precisa è quella di tutelare le filiere. Nella manovra finanziaria abbiamo inserito un fondo per la filiera industriale del Made in Italy e nel contempo un collegato, una legge collegata alla finanziaria che stiamo realizzando in questi giorni confrontandoci con le associazioni di impresa, tesa a valorizzare, tutelare e promuovere meglio l'intero Made in Italy. E a proposito di filiere, Urso annuncia la linea dura del governo nei confronti dell'Europa sull'etichetta nuoce gravemente alla salute che potrebbe essere applicata sulle bottiglie di vino. Noi ci opponeremo in sede europea, così come abbiamo fatto con il Nutri-Score, e l'abbiamo vinta. Ci opporremo anche a questa misura che è del tutto illogica perché tende a punire quello che tutti i consumatori nel mondo riconoscono essere il prodotto di eccellenza, appunto il prodotto del Made in Italy. Rassicurazioni precise arrivano anche sulla partita Intel, la multinazionale americana intenzionata a investire in Italia, tra le location Vigasio nel Veronese, 1500 i posti di lavoro diretti in ballo. Il governo e io stesso abbiamo un'interlocuzione continuativa sia con l'azienda
questa grande multinazionale, sia con la Commissione europea. Proprio stamattina ho sentito lo staff della Commissione che è dedicata a questo dossier, perché si tratta di un investimento autorizzato dalla Commissione europea e di natura europea in più nazioni europee, l'uno con l'altra legati. E quindi io credo che si possa andare avanti, si debba andare avanti con la determinazione che abbiamo. Intanto i comuni del Friuli Venezia Giulia, i comuni di confine confermano lo sconto benzina e ulteriori 10 centesimi in meno. Oggi la Giunta regionale ha attivato per la prima volta una nuova norma, quella che prevede la fascia zero. Cos'è la fascia zero? Un ulteriore sconto ai residenti nei comuni confinari della nostra regione. Confermato lo sconto carburante per tutti i comuni fino a fine febbraio. Inoltre, vista la situazione di forti aumenti del prezzo, la Giunta regionale ha deciso di incrementare la riduzione di ulteriori 10 centesimi al litro per benzina e gasolio per i residenti nei comuni confinanti a meno di 10 km dalla Slovenia. Il nuovo incremento di 10 centesimi al litro porta uno sconto complessivo di 44 centesimi. Quindi dal confine della Slovenia fino a quello dell'Austria e Tarvisio si potrà avere un ulteriore sconto. Quanto? Per le ibride fino a 44 centesimi, 5 centesimi in meno per tutte le altre autoveicoli, quindi avere un prezzo concorrenziale con i nostri vicini. Perché questo? Per attivare appunto la possibilità di spendere in Italia, far lavorare i nostri distributori, lasciare le imposte in Italia e soprattutto inquinare meno, evitando il turismo del pieno. Il prezzo concorrenziale non è ancora sotto, ma questo è quello che le norme ci consentono di fare. Per i miracoli c'era qualcun altro 2 millenni fa, ci pensava lui. Il presidente di Confindustria Leopoldo Destro ha espresso nei giorni scorsi preoccupazione per l'inflazione. È l'inflazione che continua a crescere a Padova, città più cara del Veneto, a preoccupare gli industriali che chiedono al governo misure per sostenere le imprese come il taglio del cuneo fiscale. Questo sicuramente è un tema importante, è un tema che non va a toccare solo le aziende ma va a toccare le famiglie dei nostri dipendenti. Pertanto io penso che l'intervento fondamentale prossimo del governo dovrà essere quello del taglio del cuneo fiscale per permettere ai nostri dipendenti e alle famiglie di avere più capacità di spesa e quindi andare sicuramente a tagliare almeno di 5 punti percentuali il cuneo fiscale, dove 2/3 vanno sicuramente agli impiegati e 1/3 che sia all'azienda. Alleggerire la pressione fiscale per sostenere la ripresa che gli industriali auspicano per il secondo trimestre del 2023. Possiamo a chiedere interventi futuri e prossimi importanti sul tema sicuramente del cuneo fiscale. Con un'inflazione che sta ancora galoppando penso sia importante andare a tagliare il cuneo fiscale maggiormente in termini percentuali e cercando di favorire il più ampio spettro possibile degli interessati, perché è importante andare incontro a quelle che sono le necessità e i bisogni delle famiglie. Un tema di credito d'imposta su Industry 4.0 ancora fondamentale. Se vogliamo far continuare e far andare avanti gli investimenti alle nostre aziende sarà fondamentale rivedere l'impostazione di questa manovra su Industry 4.0, coinvolgendo anche il mondo del digitale e ovviamente degli investimenti sulla sostenibilità, se vogliamo veramente fare la transizione ecologica. Conta un volume d'affari annuo stimato in 40 miliardi di euro, pari a oltre il 2% del nostro PIL. Si parla dell'economia criminale riconducibile alla mafia, secondo i dati della CGA di Mestre. Sentiamo le parole di Paolo Zabeo. Da un lato lo Stato combatte e contrasta le mafie, dall'altro riconosce a queste organizzazioni criminali un ruolo attivo di portatori di benessere economico, conteggiando le attività illegali nel PIL. Questo non è eticamente accettabile e anche in Veneto la presenza delle mafie ha prodotto solo ricchezza negativa, frenando lo sviluppo economico, falsando il mercato, e anche per questo vanno sradicate ovunque esse si annidino senza riconoscerne il valore economico.
Le barriere del Mose, lo avevamo già annunciato ieri nei nostri telegiornali, sono state innalzate in base ad una previsione di 115 centimetri di marea alle 9 di stamane. A Venezia, fa sapere il centro maree del comune, è possibile che l'acqua alta grazie alle paratoie mobili arrivi solo a 80 centimetri. L'innalzarsi della marea in centro storico aveva creato ieri qualche problema di infiltrazione di acqua salmastra nella Basilica di San Marco, protetto da barriere di vetro. Queste ultime, ha dichiarato il procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserina, hanno fatto egregiamente la loro parte, mentre altri meccanismi non hanno funzionato come ci si aspettava. Problemi, fa sapere Tesserina, che abbiamo risolto comunque con tempestività. Parliamo dell'inflazione stagionale, la curva in calo, anche se la fascia d'età che resta più colpita è quelli dei bambini dai 0 ai 4 anni. Curva in calo per l'influenza stagionale, come mostra il grafico. Calano i casi nell'ultima settimana in regione, l'incidenza è pari a 7,75 casi per 1000, che se confrontati ad esempio con i 12,94 del 22 dicembre risultano quasi dimezzati. Un picco arrivato con un mese di anticipo rispetto agli anni precedenti, ma nonostante i casi siano in calo in tutte le fasce d'età rispetto alla scorsa settimana, la fascia più colpita resta quella dei piccini, bambini da 0 a 4 anni, con 15,9 casi per 1000. L'incidenza sta calando un po' in tutte le età, rimane però ancora altina nella fascia 0-4 anni, a testimonianza che i bambini sono forse i più colpiti e sono poi gli amplificatori della infezione per quanto riguarda gli adulti e i nonni. Ecco, dobbiamo aspettarci nuovi picchi? No, per il momento no, perché il virus circolante dell'influenza è quello, per cui la epidemia dovrebbe scemare, forse la curva potrebbe un po' appiattirsi anche in relazione delle condizioni climatiche che ci inducono a essere un attimo più assembrati dentro i luoghi chiusi. Per cui noi ci aspettiamo un leggero e progressivo spianare della curva. Vi ricordate il caso di Padova dei banchi a rotelle stipati nei magazzini e inutilizzati? Ebbene, ora sembrano aver trovato una nuova collocazione. Li avevamo lasciati stipati, molti di loro sigillati nel celofane all'interno del magazzino della provincia di Padova. Stiamo parlando dei famosi banchi con le rotelle voluti dall'allora ministro dell'istruzione Lucia Azzolina per il rientro a scuola dei ragazzi dopo il primo lockdown del 2020. Oggi questi banchi, inutilizzati per mesi, hanno trovato una nuova ragione di vita e sono stati portati all'interno della nuova sede del quartiere Arcella per essere utilizzati per le varie attività che vi si svolgono all'interno. Insomma, questa volta i banchi a rotelle finalmente hanno trovato una giusta collocazione. Per esempio, qui nella sede di quartiere Arcella sono stati appena utilizzati nella riunione per definire la nuova consulta di quartiere, e non è l'unico esempio virtuoso. A Vico d'Arzare, per esempio, invece sono stati posizionati nella sede della Croce Rossa. L'idea di utilizzare i banchi nella sede di quartiere Arcella, all'ex Marchesi, è venuta all'assessore del comune di Padova, Francesca Benciolini. Noi siamo molto contenti di poter utilizzare questi banchi con le rotelle che la provincia ci ha gentilmente concesso e che non stava utilizzando. Penso che molto spesso, bisogna cercare di mettere insieme i problemi e le possibili soluzioni, che a volte le risorse si trovano anche proprio dietro l'angolo. E penso che sia una buona prassi. Avevamo bisogno in questo spazio di avere delle sedute per gli incontri e questa è stata una possibile soluzione. I banchi con le rotelle sono stati al centro di una polemica per la loro scomodità. Quelli arrivati a Padova sono stati 3.754, numero richiesto dai presidi della provincia, l'allora ex commissario per l'emergenza pandemica Domenico Arcuri. A Padova però ne arrivarono molti di più, perché la provincia nello stesso periodo ne richiese altri attraverso un bando europeo. Le scuole poi li rifiutarono e i banchi rimasero chiusi a prender polvere nei magazzini, fino ad oggi e alla loro nuova vita. Inaugurata Vicenza Oro 2023, la prestigiosa rassegna fieristica internazionale dell'oreficeria a Vicenza, naturalmente. Fiera dell'Oro di Vicenza oggi al via. Il primo salone internazionale che apre il calendario mondiale degli eventi di settore oggi ha aperto i battenti per quella che sarà un'edizione dei record che potrebbe superare i numeri di tutte le edizioni precedenti.
oltre 1.300 espositori da 36 paesi, realizzate nuove tensostrutture per ampliare la superficie espositiva. Attesi migliaia di visitatori tra oggi e martedì 24 gennaio prossimo, una ventata di ottimismo per il rilancio economico dell'intero territorio, non solo locale. Numeri eccezionali che hanno richiesto uno sforzo eccezionale per quanto riguarda anche la sicurezza. Vicenza è diventata una città blindata, centinaia di agenti delle diverse forze dell'ordine schierati a presidiare il territorio costantemente monitorato dalla rete di videosorveglianza per scongiurare anche nelle ore notturne clamorosi tentativi di furto. In volo anche gli elicotteri a controllare l'arrivo dei preziosi. I controlli saranno nell'arco delle 24 ore, per quanto riguarda la struttura della fiera saranno in diretta interazione con il servizio di sicurezza interna dell'ente fiera. Numeri di visitatori importanti, ma la viabilità sembra aver assorbito l'ondata di afflusso straordinaria senza particolari problemi. Qualche coda all'uscita del casello autostradale di Vicenza Ovest si è dissolta in mattinata. Efficace anche la rete dei parcheggi organizzate nei dintorni dei padiglioni senza aver creato eccessivi intoppi alla circolazione. È tutto per questa prima edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie ancora e buon sabato, arrivederci.